Buongiorno a tutti, buon sabato, benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi avremo ospiti in studio Marco Rossetti Cosulici del Partito Democratico e l'assessore comunale alla cultura Giorgio Rossi, quindi se vorrete dialogare con i nostri ospiti potrete farlo come sempre o anche per fare le vostre segnalazioni chiamandoci alla nostra diretta oppure scrivendoci una mail. Cominciamo subito con la nostra rassegna stampa che parte come sempre però dalle previsioni del tempo con il sito dell'Osmerarpa regionale. Allora andiamo a vedere che tempo farà in questo weekend che è appena cominciato. Allora sabato 11 maggio, quest'oggi, cielo sereno, poco nuvoloso sulla costa e sulle zone orientali. Al mattino soffierà bora moderata, nel pomeriggio venti a regime di brezza sui monti, al pomeriggio sarà possibile cielo variabile. Vediamo il quadro per la giornata di domani, sempre su pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso, con venti a regime di brezza, sui monti cielo in genere variabile con tempo migliore al mattino, probabili piogge sparse e locali rovesci dal pomeriggio, quindi questo sempre per la zona montana come vediamo dalla grafica, mentre c'è un peggioramento previsto per lunedì 13, cielo da nuvoloso a coperto con qualche schiarita sulla costa. Nella notte e al mattino saranno probabili piogge diffuse con probabili locali rovesci temporaleschi. In giornata qualche pioggia sparsa in genere debole. Andiamo a vedere subito le prime pagine dei quotidiani che sono in edicola oggi. Cominciamo come facciamo di solito dal Piccolo, il Piccolo di Trieste, scontro sul super bonus, il titolo principale del Piccolo. La norma del governo fa salire i beneficiari a 257.000 in Friuli Venezia Giulia, l'emendamento per spalmare i crediti in 10 anni divide il centrodestra, perplessità di Tajani. Riforma Nordio, nel mirino dei magistrati, Salvini attacca per la giustizia. Ancora la politica nazionale anticoncezionali della crociata di Papa Bergoglio sono armi, l'appello. Ancora vediamo il basket a 2, gara 3 dei playoff, Trieste vola in semifinale con Ruzier e un gran tifo. Andremo a vedere anche questo, un'immagine della squadra poco dopo la vittoria al Palasport di Trieste. Vediamo ancora le cronache cittadine, indagati per l'omicidio dell'ex postino che lavorò a Trieste. Poi in attesa del tram il capolinea spostato in piazza Dalmazia, lo vediamo qui nella foto, e poi Palazzo Vucetich rimesso in vendita a 6,5 milioni di euro. Ancora sempre il video picchiato abbandonato nell'indifferenza del branco. Non sappiamo se hanno prevalso la paura, l'indifferenza oppure le logiche della strada, quelle che regolano gli ambienti violenti, loschi, dove evidentemente è meglio farsi fatti propri. Ciò che vediamo, un uomo a terra sanguinante e privo di sensi. Il video shock che viene commentato in questo articolo di Giampaolo Sarti sul Piccolo. Vediamo anche una intervista, riconoscimento a Milena Vukotic, qui la vediamo ai David, è ancora molto emozionata, l'attrice sarà in scena al Bobbio di Trieste e ha vinto il premio alla carriera ricevuto il 3 maggio a Cinecittà ai David di Donatello. Allora, questa è la prima pagina, c'è anche la cronaca internazionale naturalmente, Palestina, l'ok dell'ONU, l'Italia si astiene, e poi ancora Croazia, c'è l'intesa sul Plenković-Ter, la terza volta, il terzo mandato con una nuova coalizione evidentemente. Poi ancora il futuro del porto dopo D'Agostino viene analizzato in un articolo del Piccolo che andremo poi a leggere. Ora volevo farvi vedere ancora alcune prime pagine di altri quotidiani che sono in edicola quest'oggi. Andiamo a vedere quelli nazionali, cominciamo con il Corriere della Sera, eccolo qui, alta tensione sulle inchieste. Caso Toti, le critiche dei ministri, la ANM replica, natalità, scontri al corteo. Il governatore non risponde al giudice, l'intercettazione di Spinelli, abbiamo fatto una barcata di soldi, questo il titolo. Poi ancora sulle nascite, appello del Papa, le pillole sono come armi. Meloni, Schlein da Vespa, duello in TV di 60 minuti. Poi ancora votiamo tutti, così si difende la
democrazia. Vediamo l'appello tra l'altro anche di Sergio Mattarella. Poi ancora l'ambasciatore, la risoluzione pro adesione, Palestina, Israele straccia la carta ONU, voto massiccio all'ONU in favore dell'adesione a pieno titolo della Palestina, l'Italia si astiene, l'ambasciatore di Israele fa a pezzi la carta delle Nazioni Unite, avete aperto ai nuovi nazisti, ha detto. Poi ancora a Milano, Sala, ora la sicurezza sia una priorità anche per la sinistra, intervista con il sindaco, e poi c'è un'intervista a Fedez e la rissa nel locale, poi il pestaggio di Iovino, gli ultra e il personal trainer di Blasi, insomma questo è un fatto di cronaca. Allora andiamo a vedere la Repubblica, l'attacco alle toghe, questo è l'approfondimento di Repubblica, tangenti in Liguria, il governo contro i PM per l'inchiesta di Genova, al congresso dell'ANM, ovazione per Mattarella, basta delegittimarci. Toti in silenzio davanti al GIP, ipotesi di missioni e rientro a Mediaset, boom di donazioni dalle imprese per il centrodestra, super bonus, lite Giorgetti Tajani, Forza Italia mai consultata. Poi anche per i mappamondi, i russi sfondano vicino a Kharkiv, una zona cuscinetto prepara l'avanzata. Poi l'Assemblea ONU, l'abbiamo già visto, apre alla Palestina, no degli USA e l'Europa si divide. Riforma il baratro delle destre per piegare la Costituzione, l'inchiesta sullo Stato della democrazia, una iniziativa di Repubblica. Evento sulla natalità, scontri con la polizia al corteo studentesco. Il Sole 24 Ore, super bonus, arriva allo spalma crediti, abbiamo già visto, intravisto insomma questo titolo in altri quotidiani, retroattività, beffa per imprese e privati, quindi lo scontro nel governo è durato tutta la giornata col vice premier Tajani che esprime perplessità e lamenta di non essere stato consultato, e il ministro dell'economia Giorgetti che ribatte faccio gli interessi degli italiani, ma a tarda sera è arrivato al Senato l'emendamento governativo all'ultimo decreto anti-super bonus, spalma crediti in 10 anni sulle spese sostenute dal 2024, stop all'utilizzo dei crediti in compensazione dei contributi e fondi a onlus e aree terremotate. Questi alcuni dei provvedimenti molto attesi da tutte le persone che sono coinvolte nell'operazione 110%. Poi andiamo a vedere ancora La Stampa, eccola qui, giudici a fondo di Salvini, paghino per i loro errori, Toti non risponde al GIP, l'ipotesi delle dimissioni e di nuove elezioni, intervista col vice premier Santa Lucia dell'ANM, la politica vuole il conflitto, sono parole molto dure, lo scontro è molto alto, insomma il commento, garantismo à la carte da destra a sinistra, e ancora verso le europee, Meloni contro Schlein da Vespa il 23 maggio. Il Papa, i contraccettivi sono come armi al forum della natalità, cariche contro i ragazzi. Poi ancora vediamo il Salone del Libro di Torino, Elisabeth Strout paura di parlare, Rashdi Saviano messi all'indice, alcuni dei protagonisti del Salone. Vediamo il Fatto Quotidiano. È stato il Trojan a smascherarlo, quindi vogliono abolirlo per legge. Scandalo Toti, questo è invece il punto di vista del Fatto Quotidiano. Martedì Destre, Azione e Italia Viva votano per disarmare i PM. La Piazza, dimissioni, oggi Conte e i comitati in corteo, nuova inchiesta sul deposito di veleni nel porto e Gianbruno modera i superstiti in regione. Questo è il approfondimento insomma sul caso Liguria. Tajani attacca il MEF, il Ministero dell'Economia e Finanze, bonus 110%, Forza Italia Confindustria contro Giorgetti. Poi ancora bilanci e talk in Rai, Boschi e Rep, fango sul fatto con fake news. Il Giornale, vediamo ancora il caso Toti, sempre in primo piano, l'affondo di Nordio, però da un altro punto di vista. Il governatore studia la difesa e tace, il ministro bestemmia
dire che deve dimostrare la sua innocenza. Salvini, se intercettassimo i PM, puntini di sospensione. È apparso tranquillo davanti ai magistrati e consapevolmente il governatore della Liguria Giovanni Toti ha deciso di restare in silenzio per studiare ancora le carte che lo accusano, così riferisce il giornale. L'ONU vota per la Palestina, ira Israele, regalo ad Hamas, riconoscimento delle Nazioni Unite. E ancora Meloni Schlein, dibattito in TV, Vespa moderatore del duello, e c'è il caso appunto del terrore a Milano, altro agente aggredito dopo l'accoltellamento di Lambrate, la polizia finisce ancora nel mirino, il caso appunto di Milano che però ha avuto un'eco nazionale sicuramente. Allora torniamo al piccolo di Trieste, poi vedremo anche l'edizione di Gorizia e Monfalcone. Anche qui c'è un approfondimento appunto sul super bonus, 257.000 beneficiari, centrodestra diviso, questa è la notizia che riguarda tante persone. Botta e risposta tra Giorgetti e Tajani sullo spalma crediti, da 4 a 10 anni cresce il numero dei fruitori, per accedere serve un reddito di 26.000 euro. L'ANCE, non demonizziamolo, dice l'associazione dei comuni, rifatto il 9% delle case. Andiamo ancora a vedere l'ANM contro la riforma della giustizia, Salvini attacca i giudici sulle indagini. Oggi l'incontro tra l'Associazione dei Magistrati e Nordio. Santa Lucia, per noi è un errore la separazione delle carriere. Andiamo rapidamente a vedere le cronache di Trieste, poi daremo conto anche, abbiamo visto appunto, intravisto la notizia sul porto, qui c'è l'approfondimento invece sul tram di Opicina, il capolinea del tram spostato, altri lavori sul tragitto e vetture. In attesa di novità sul ripristino della linea ferma dal 2016, riunita la commissione in Consiglio Comunale. La fermata di Piazza Oberdan sarà temporaneamente trasferita in Piazza Dalmazia o Piazza Casali. E anche noi abbiamo realizzato un servizio su questa commissione appunto sul tram di Opicina che ora possiamo anche riproporvi. Non c'è solo questa novità, appunto si è fatto un po' il punto della situazione sul futuro del percorso appunto del tram. Rivediamo insieme il servizio di Bernardo Gulotta. Tram di Opicina, ripartenza delle carrozze, esecuzione di ulteriori lavori vari ed eventuali. Oggi durante la commissione quarta è stato fatto il punto della situazione. Allo stato attuale il gruppo di lavoro costituito da Ansfisa, Ferrovie dello Stato, Regione, Trieste Trasporti e Comune sta completando la redazione delle linee guida per la gestione d'esercizio e la manutenzione delle linee tranviarie a scartamento ridotto, ovvero il tram. Delle 8 schede tecniche circa che dovrebbero comporre il documento ne sono arrivate 4, frutto di 6 incontri via web fra i componenti del gruppo di lavoro e una prova di trazione che ha movimentato le carrozze nelle scorse settimane. Le linee d'esercizio saranno la Bibbia del tram, dove saranno inseriti tutti i dettagli imprescindibili per la corretta gestione del servizio. Queste schede sono costituite essenzialmente da prescrizioni di natura tecnica che riguardano le modalità con cui devono essere valutate, misurate e realizzate in funzione delle tolleranze ammissibili lo scartamento, le sopraelevazioni, le fermate, la dimensione, la tipologia delle traverse. La richiesta di tale documento è arrivata tra fine settembre e inizio ottobre del 2023 da parte di Ansfisa, dopo l'esecuzione dei lavori dettati dalle normative vigenti operate del Comune, conclusi, collaudati e oggetto di sopralluoghi tecnici. La stessa Ansfisa, nell'agosto dello scorso anno, dopo il fine lavori, aveva notificato al Comune che in alcuni punti non sussistevano le corrette conformità di scartamento, di sghembo e sopraelevazione. Si tratta di 12 punti in cui per questione di millimetri si sforavano le previsioni progettuali della tolleranza ammissibile rispetto alle normative ferroviarie, quelle utilizzate come riferimento. Va da sé che dal municipio erano pronti a intervenire, non fosse poi per la successiva scelta di Ansfisa della redazione del documento d'esercizio specifico ora in corso, per elevare ancor più i livelli di sicurezza. Ecco perché il Comune non è intervenuto su questi scarti, perché c'è la possibilità che il nuovo regolamento andrà a decretare che in realtà i lavori eseguiti rientrino sotto normativa. Quindi, per chiudere, a inizio giugno dovrebbero arrivare tutte le schede tecniche dal gruppo
gruppo di lavoro congiunto, che diranno se le opere già realizzate andranno bene oppure no. Solo in quel momento si valuterà la necessità di ulteriori interventi, che non sono esclusi, ma neanche necessari, forse, in base alle nuove tolleranze. Allo stato attuale la previsione di concludere queste diciamo, attività del gruppo di lavoro sarà grosso modo, credo, ancora un paio di riunioni che potrebbero concludersi, ovviamente dipende dalla convocazione che viene fatta direttamente dalla Anspisa, penso per o fine maggio o metà giugno. E c'è stata naturalmente anche la protesta da parte delle opposizioni di PD e 5 Stelle, restano le incognite, a 8 anni dallo stop non si sa quando il tram di Opicina tornerà a essere operativo. Abbiamo visto appunto sul giornale, possiamo vedere appunto, ecco, sempre qui di fianco appunto al capolinea del tram, la protesta di PD e 5 Stelle, restano le incognite. Allora andiamo ancora avanti alla lettura del giornale, superiamo tutte le pagine insomma, degli inserti, andiamo a vedere anche la questione di Palazzo Vučetić. La Regione rimette in vendita Palazzo Vučetić a 6,5 milioni, uno sconto del 15% rispetto al primo esperimento d'asta, esordio sul mercato anche per il maxi appartamento in Viale Miramare 9 quotato quasi 1 milione, l'edificio neoclassico in Riva Sauro progettato da Buttazzoni. Poi ancora i sindacati lanciano una raccolta firme sul nido di Roiano, torniamo a parlare di questo nuovo asilo nido. Russo e Altin attaccano online un annuncio di ricerca personale per un asilo a Trieste. Le due petizioni lanciate da CGIL, CISL-UIL, UGL e CISAL contro il modello di gestione pubblico-privato che l'amministrazione comunale intende adottare per l'asilo nido di Roiano hanno già raccolto sulla piattaforma change.org oltre 1400 firme. Poi ancora nuova vita per le case ex Ardis, l'ipotesi d'affitto alla finanza, il Comune valuta la riclassificazione degli alloggi per studenti in Cittavecchia. Allora ancora invece l'approfondimento di cronaca, picchiato e lasciato a terra nell'indifferenza del branco, vediamo appunto un ennesimo episodio, la violenza dell'altra notte in via Sette Fontane, di cui vi abbiamo già parlato, testimona lo stato di degrado, e da piazza Perugino a piazza Goldoni ieri sono quotidiani i controlli della polizia. Vediamo appunto un approfondimento su questo tema di cui stiamo parlando molto anche noi in queste giornate nei nostri telegiornali. Tenta di rubare un furgone a processo per direttissima, il furto in via Scussa per mano di un pregiudicato. È successo, pensava di passare inosservato, invece no, non è solo stato visto dal proprietario del veicolo, ma è stato anche arrestato subito dalla polizia ed è già in carcere l'uomo che giovedì è riuscito a introdursi in un furgone posteggiato in via Scussa dalla parte alta di viale 20 settembre, poco vicino alla rotonda di via Giulia. Il ladro si chiama Besim Krasniki, 42 anni, originario del Kosovo. Ex postino scomparso da Sagrado, c'è l'ipotesi omicidio, 2 indagati. Ce ne eravamo occupati anche noi di questo caso di cronaca. Allora andiamo a vedere l'articolo da Gradisca, in realtà da Sagrado, ma dal corrispondente da Gradisca Luigi Murciano del Piccolo. Non più solo occultamento di cadavere e truffa ai danni dello Stato, ora gli inquirenti al lavoro per far luce sul giallo di Sagrado, la scomparsa nel nulla del 70enne Vito Mezzalira. Procedono anche per omicidio e nel registro degli indagati hanno iscritto 2 nomi, quello di Mauriuccia Orlando, la compagna dell'ex dipendente delle poste di Trieste, già da tempo finita sotto la lente degli investigatori, e quello di un familiare stretto della donna che si è visto notificare di recente l'avviso di garanzia. E le novità non finiscono qui, il mistero dell'Isontino si è arricchito di un ulteriore capitolo. Teatro ancora una volta la villetta al Civico 7 di Via Nuova, che a fine gennaio a Sagrado, stiamo parlando appunto della località sull'Isonzo,
che a fine gennaio era stata scandagliata col georadar e i cani della cinofila alla ricerca del corpo di Bezzalira. Operazione allora risultata infruttuosa. Ora, come detto, un altro passaggio. Ieri la Procura di Gorizia ha disposto nuovi rilievi, questa volta all'interno dell'abitazione a 2 piani e della relativa rimessa. Sul posto una decina di uomini e donne del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Gradisca di Sonzo e una squadra operativa della vicina stazione di San Martino del Carso. Ad accompagnarli c'erano proprio una dei 2 indagati, Mariuccia Orlando, ritornata nell'abitazione dove ha convissuto con Mezzalira per qualche anno. La donna sia all'arrivo che alla ripartenza a bordo di un'Opel grigia è stata scortata a sua garanzia da 2 mezzi dei carabinieri, quindi seguiremo sicuramente anche gli esiti di questa storia, di questo caso, anche perché poi la vittima, Vito Mezzalira, era un postino che aveva lavorato a Trieste, in realtà non come postino ma allo smistamento dei pacchi della posta, insomma, comunque per le poste italiane. Allora, il caso di scarica di 150 pneumatici scoperta davanti ai Topolini. Il deposito sotto la sabbia è emerso dopo le mareggiate dello scorso novembre. I sub dell'Altra Italia Ambiente potrebbe risalire agli anni 70 e 80 addirittura. Sommozzatori e bimbi danno vita alla pulizia dei fondali a Barcola. Questa l'iniziativa e questo è il ritrovamento piuttosto clamoroso, diciamo. Orologio da pronto intervento a supporto della terza età, un dispositivo creato da Televita, sicuramente interessante. La tutela e la valorizzazione degli anziani devono partire prima di tutto da strumenti che garantiscano prevenzione e sicurezza. E quindi c'è questo nuovo dispositivo che è stato presentato nella sede di Confcommercio con l'accordo sottoscritto da 50 e più, associazione aderente all'ente, con Televita al fine di promuovere lo strumento multifunzionale per tutti gli associati 50 e più. Ora andiamo anche a vedere, sempre in tema di pulizia del mare, il servizio relativo ai dati di Legambiente sul biossido di azoto. Il servizio è di Gianluca Paladin, rivediamolo. Andiamo dai 3 microgrammi per metro cubo di sgonico a circa 80 microgrammi per metro cubo in via del Molino a Vento. Quindi ci sono alcune zone della città, alcune vie dove effettivamente il valore di biossido di azoto supera ampiamente il limite ammesso, il limite consentito, che è di 40 microgrammi per metro cubo. In molti casi siamo sui 60 o addirittura 70, come è successo in via del Molino a Vento. In diverse zone di Trieste il valore limite annuale di 40 microgrammi per metro cubo di biossido di azoto, gas inquinante diffuso nell'aria in seguito ai processi di combustione, viene superato. È la conclusione a cui giunge Legambiente Trieste, che oggi ha presentato i risultati di una campagna di Citizen Science, durante la quale è stata monitorata la presenza di biossido di azoto nell'aria per 2 settimane durante il mese di marzo. È stato valutato che la maggior parte del biossido di azoto viene dalla mobilità, quindi dal traffico urbano, e sempre in sede europea è stato calcolato che più o meno nelle 40 principali città europee si potrebbe ottenere un abbattimento del 40% del NO2 intervenendo in maniera opportuna sulla regolamentazione del traffico. La campagna è stata promossa mediante 19 espositori passivi detti radielli, sistemati in varie zone della città. Il biossido di azoto presente nell'aria diffonde naturalmente all'interno di questi cilindri e viene catturato da questa sostanza chimica. Successivamente in laboratorio questi cilindri vengono immersi in acqua e quindi questa immersione, unita ad un'agitazione piuttosto vigorosa, permette la liberazione del biossido di azoto. La soluzione di partenza è incolore, dopo la reazione chimica si ottiene una colorazione rosa. Questa colorazione è direttamente proporzionale alla quantità di ione nitrito e quindi di biossido di azoto presente nell'acqua
e di conseguenza si ottengono appunto i risultati finali, cioè quella che è la concentrazione del biossido di azoto nell'aria. Questa è quindi la situazione dell'inquinamento. Allora, ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Lo facciamo con al telefono l'ispettore Roberto Leonardi. Buongiorno. Salve, buongiorno a voi. Dunque, allora, intanto prima cosa notata tutto sommato nella norma, mi hanno detto i miei colleghi smontanti. Per quanto riguarda la giornata di oggi ci sono le solite manifestazioni che non riguardano la viabilità ordinaria, come tutti i mercatini in Campo San Giacomo, in Piazza Goldoni, Loggia Municipale, Piazzale Monterè, però le cose che devo segnalarvi per la giornata di oggi sono intanto questa sera intorno alle 8 alle 20:30 l'incontro calcistico della Triestina contro il Gian Erminio. Certo. Il nostro personale è presente sul posto e la cosa più importante, alle 17:30 un corteo che partirà da Piazza Sant'Antonio, via Filzi, via Ghega, Piazza della Libertà, arriva in Piazza Tommaseo e finisce in Piazza della Borsa, diciamo indicativamente dalle 17:30 fino alle 19:30. Il nostro personale è comunque presente in quantità sul tragitto. Certo. E direi che per oggi basta e magari ne riparliamo alle ore 13 per le ipotetiche cose di domani. Sarà sicuramente opportuno. Intanto ringraziamo l'ispettore capo Roberto Leonardi. Buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Anche a voi, salve. Grazie, buona giornata. Allora, questa è l'informazione, quindi attenzione corteo questa sera, questo pomeriggio dalle 17:30 intorno appunto alle 17:30 e poi fino più o meno alle 19:30 come ci ha riferito l'ispettore. Poi naturalmente ha parlato anche della partita della Triestina, ma andiamo a vedere proprio la pagina sportiva, quindi sul piccolo, poi parleremo anche della Triestina, però c'è anche la notizia del basket Serie A2 playoff. Trieste vola in semifinale con Ruziere e un gran tifo, firma il tris contro Torino. Il primo quarto illude con la squadra di Christian che va avanti anche di 15, poi la reazione ospite, il finale una guerra di nervi, la spuntano i biancorossi 74-71, ma vediamo gli highlights della partita di ieri sera. Trieste parte con un vantaggio di 2-0 accumulato in trasferta, ma bisogna giocarla per passare il turno, per provare a approdare direttamente questa sera in semifinale promozione. C'è Justin Reyes, l'americano portoricano, palla Kennedy che prova subito il tiro dai 4,5 metri e mette subito in caldo la mano. A 7 secondi da giocare, Brooks deve inventare qualcosa, il supporto del blocco di Vildera, la penetrazione centrale, la lacrima di Brooks, penetrazione centrale, Ruzier al ferro, canestro, Reyes riceve da Ruzier, si arresta, poi riparte, Superman Reyes a segno, 8-2, parziale lanciato, blocchi proprio per far uscire la guardia americana al suo anno da rookie in Italia, prova il tiro, lo segna in penetrazione, poi scarica Candussi, mezza ruota, fuori Brooks, il tiro a 3 punti, velocizzare, se c'è un tiro aperto lo prendiamo, certo, ma certo che lo prendiamo, la tripla del baffo, Ruzier come una scheggia in contropiede fino in fondo, cost to cost, Michele Ruzier. Trieste 21, Torino 6, 15 punti di margine. Dall'altra parte con la formazione giallo-blu prova ad andare da Vencato, lo scambio con Poser, bella azione fra i due, dai e vai di pregevole fattura, c'è pronto Ghirlanda ma il pallone va fuori direttamente da Kusinskina, prova la tripla, la segna, 29 Trieste, 21 Torino. Ghirlanda nell'angolo, gira bene il pallone, la formazione giallo-blu, ancora Schina in penetrazione, prova il tiro appoggiato al vetro, Ruzier sui playmaker, i due giocatori avversari fanno una gran difesa, ma Michele batte tutti e va fino in fondo. 7 secondi, Schina, palla in mano, va in penetrazione contro Brooks, prova centralmente a prendersi un tiro d'autorità, Schina fra Trieste e Torino. A metà gara Trieste conduce 47-43 contro Brooks, prova a sfruttare il mismatch fisico, fade away di De Vico, sbaglia, rimbalzo di Brooks che poi perde il pallone, Thomas in qualche modo pareggia la sfida, De Angelis serve Brooks, la difesa di Torino però è competente, Thomas va ad alzare le mani, ma la parabola di Brooks
è qualcosa di fantastico. 6 di margine ed è ancora Eli Brooks a indicare la strada in questa serie. Dall'altra parte Kennedy, l'inchiodata, Torino risponde. 59-60, Filloi da centrocampo prova la conclusione e segna Ariel Filloi, coniglio dal cilindro. Ultimi 5 minuti di gara, Vencato in penetrazione, sbaglia tutto, Ruzier in contropiede, c'è Brooks per l'appoggiata, la sbaglia, c'è Reyes a correggere a canestro, fatica mondiale a segnare per Trieste, scambia ancora con il playmaker triestino, dentro per Poser, gran palla, schiaccione Bimane, va in penetrazione Vencato nell'angolo, Thomas occasionissima per la Reale Mutua che questa volta centra il bersaglio. 70-69, un solo punto di margine, secondo bersaglio, 2 su 2 per Michele Ruzier. Il blocco a far uscire Filloi, non ce la fa Brooks, fallo su di lui immediato di Thomas, l'eroe di gara 1. A segno che questo, più 5 Trieste, 5 secondi da giocare. Poser trova Kennedy che probabilmente andrà a un tiro velocissimo, rovesciata, canestro, 1 secondo e 4 decimi, 74-71 più 3 Trieste, pallone recuperato da Thomas che poi lo perde, ma poi arriva il fischio della sirena mentre il pallone rotola sulla linea di fondo. Trieste ha vinto, vince gara 3 74-71, 3-0 netto il percorso in questa serie e si qualifica alla semifinale promozione. Ora dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria, poi magari vedremo anche alcune interviste del dopo partita e andremo avanti con la nostra rassegna stampa fra pochissimo. Allora, rientriamo in diretta e subito c'è una mail da parte della signora Sofia che ci scrive: sto guardando la telecronaca sportiva del grande giornalista di Tele4, insomma provo una grande emozione quando una voce inconfondibile, basta l'udito per capire una partita, insomma un riconoscimento per la professionalità del nostro Marco Stabile nel commentare la partita di basket, ma ora vediamo anche alcune interviste relative proprio a questa partita in questo servizio, in questo estratto. Our goal from the beginning of the year was to arrive ready to go this time of year. Il nostro obiettivo dall'inizio dell'anno era di arrivare pronti in questo momento dell'anno. The way we managed our practices, the way we managed our injuries. Il modo in cui abbiamo organizzato i nostri allenamenti e gestito i nostri infortuni. We're all about being ready this time of year. Era tutto per essere pronti in questo momento dell'anno. And it's sometimes through the year where we had low points, it was because we were really managing and sticking to the main goal. E in alcuni momenti dell'anno, quando abbiamo avuto momenti di down, era anche perché siamo attenuti al piano, abbiamo sempre tenuto chiaro in mente l'obiettivo finale. The killer instinct in our group comes from the passion that our guys all have. L'istinto da killer, insomma, la capacità di chiudere le partite del nostro gruppo viene dalla passione con cui i nostri ragazzi giocano. Starting with our Triestino players. Partendo dai nostri giocatori triestini. They have unbelievable passion for this organization in this city. Hanno un'incredibile passione e amore per questa organizzazione, per questa città, per questa maglia. We have an amazing collection of players who have been adopted by this city and by them. Abbiamo moltissimi giocatori che sono stati adottati dalla città e che l'amano come se fosse loro. Killer instinct is not just about making the plays in the moment. Killer instinct non è solo fare le giocate importanti al momento giusto. But in the toughest moments, it's about recognizing that there's a bigger purpose. Ma nei momenti importanti è riconoscere che c'è un obiettivo più grande. I believe our players are recognizing those moments and the bigger purpose right now. Penso che i nostri giocatori in questo momento stiano realizzando questo, che c'è un obiettivo più grande, che c'è una squadra sopra di loro in questo momento. Sì, finalmente aggiungerei dopo tanti anni. Sono contento di aver giocato davanti a un pubblico così, è stato veramente stupendo per me e per tutta la squadra. Siamo sicuramente contentissimi di aver vinto 3-0, una cosa che non pensavo, invece siamo stati bravi, solidi, tutti assieme nei momenti importanti, quindi molto molto contento. Manca anche un tuo commento invece sulla prestazione di Michele, che questa sera ha veramente preso per mano la squadra e l'ha accompagnata a questa vittoria.
è la cosa più importante nel playoffs. Abbiamo vinto una partita stasera perché lui alla fine ha gestito tutto. Lui è il migliore point guard in A2, ovviamente. Con lui, se giochiamo, come parliamo sempre di aggressione e precisione, avremo un chance, ma solo perché c'è lui con la palla gestendo tutto. La cosa che mi è piaciuta in assoluto di più, come ho detto prima, in queste 3 partite è stata la solidità in tutti i momenti. Magari durante l'anno determinate partite facevamo fatica a star sul pezzo, adesso vuoi perché sono i playoff, vuoi perché stiamo tutti bene, siamo al completo, siamo stati veramente solidi in tutti i momenti, in tutte le difficoltà che ci sono state in queste 3 partite. Queste appunto le voci del dopo gara per quanto riguarda questa bella vittoria della Pallacanestro Trieste. Questa sera sarà la volta della Triestina, allora andiamo a vedere Unione Giana da saltare per restare nei playoff. Il tecnico Bordini, i ragazzi sono carichi, andremo in campo per vincere. Intanto prevendite dei biglietti oltre quota 3.000, finalmente ci siamo, stasera iniziano i playoff anche per la Triestina per il secondo turno della fase del girone allo Stadio Rocco, inizio alle 20:30, arbitra Virgilio Di Trapani, arriva la Giana Erminio, in palio c'è il passaggio alla fase nazionale, quella con gare di andata e ritorno, ma per arrivare a quel punto l'Unione deve passare indenne la sfida di stasera, quindi questa è la notizia insomma, che seguiremo sicuramente anche noi di Tele4. Allora andiamo a vedere altre notizie dai paesi vicini a Trieste, da Muggia, Paratie contro l'Acqua Alta. Muggia fa le prove generali, il test in programma sabato prossimo. Qui vediamo le prime prove delle barriere antimareggiate effettuate a Muggia per così proteggere la cittadina dalla potenza dell'acqua, dalle mareggiate. 2 coppie di marangoni dal ciuffo nidificano sulle falesie di Duino. Per gli ornitologi si tratta di un evento senza precedenti per l'Adriatico italiano, rafforzati i controlli sul rispetto dell'area. Questo per quanto riguarda Duino Aurisina. La Lega Navale si apre ai giovani, Open Day della cultura marinara. Nelle prossime settimane uscite su una barca a vela di 15 metri per allievi di elementari e medie. Ancora passeggiare immersi nei suoni di Miramare, ecco il nuovo percorso. Rossetti e Museo Storico si uniscono per creare attraverso lo specchio. L'itinerario sonoro gratuito accompagna la visita, basta un cellulare, un semplice cellulare che tutti noi ormai abbiamo. Artigiani e artisti finiscono in vetrina e animano i negozi, creando in diretta la proposta di Confcommercio, ospitare artisti e artigiani mettendoli letteralmente in vetrina a realizzare le loro creazioni. Si chiama Vetrine Animate, l'iniziativa di Confcommercio Trieste, giunta alla 3ª edizione che torna sabato 18 maggio dalle 15:30 alle 18:30 in centro a Trieste. Poi vediamo ancora le altre notizie, queste le abbiamo già lette prima per quanto riguarda questa pulizia dei fondali con i sommozzatori e i bambini che hanno dato vita a questa operazione importantissima e questa discarica scoperta di 150 pneumatici davanti ai topolini. Ieri invece ci siamo occupati di un altro ritrovamento di tutt'altro tenore, una necropoli sul Colle di San Giusto. Sono stati scoperti 4 scheletri, uno completo e 3 parziali durante lo scavo archeologico preventivo in vista della riqualificazione del piazzale. C'era per noi Marco Stabile, vediamo il servizio. Scheletri ritrovati all'ombra del Melon. No, non è una battuta, ma quello che effettivamente è stato ritrovato dalla ditta Archeotest dell'archeologo Riavez, che è qui con noi, nel corso di una serie di scavi preventivi realizzati sul sedime di San Giusto in vista del futuro realizzo da parte del Comune di Trieste della nuova pavimentazione della piazza. Scavi realizzati ovviamente in collaborazione con Sovrintendenza e Comune di Trieste. 4 scheletri, uno completo? Sì, tutti gli scheletri sono sconvolti da interventi
recenti che si collocano più o meno tra il 1600 e il 1700 e che hanno determinato uno sconvolgimento della superficie della piazza. Gli scheletri quindi sono danneggiati, uno è parzialmente integro, mancano le gambe purtroppo, e altri scheletri sono conservati solo parzialmente. Si collocano tendenzialmente, adesso dobbiamo ancora lavorare un po' sul quadro delle datazioni, però possono collocarsi in un periodo che va tra l'epoca tardo-antica e l'alto medioevo e sono impostati al di sopra di una superficie di marna ributtata che conserva delle tracce di tagli che molto probabilmente sono interventi di spoglio di strutture monumentali di epoca romana che pure in questa zona dovevano esserci. L'esistenza di necropoli tardo-antiche, alto-medievali in questa zona non era sinora documentata. Effettivamente anche in altri scavi che abbiamo fatto attorno zone cimiteriali non le abbiamo sinora individuate, quindi è un dato nuovo e interessante. Quindi anche una scoperta importante. Sì. E ora dobbiamo andare avanti con l'indagine e finire lo scavo degli inumati sostanzialmente, che verranno trattati da un'antropologa che collabora con noi, e questo per ottenere il maggior numero possibile di informazioni circa l'età, il sesso, eventuali patologie e via dicendo. E proseguiremo poi con lo scavo in profondità, quindi al di sotto di questi livelli di marna riportata, che comunque è materiale antropizzato, nel senso che al suo interno ci sono frammenti di laterizio, frammentini di ceramica, perché un obiettivo interessante sarà anche quello di verificare l'eventuale presenza di elementi riferibili all'insediamento preromano, quindi al castelliere protostorico, che abbiamo individuato in scavi precedenti a poca distanza, quindi nell'area antistante il ricreatorio Totti. Questo è il ritrovamento. Allora torniamo alle pagine del Piccolo, alle pagine del giornale, per vedere che Trieste ma anche Lignano si preparano al G7 istruzione. A Trieste e Lignano il programma: confronto tra ministri, iniziative per i giovani e a scuola, gli appuntamenti del vertice mondiale dal 27 al 29 giugno. Sta prendendo forma nei dettagli il programma del G7 istruzione, che presieduto dal ministro Giuseppe Valditara dal 27 al 29 giugno porterà in Friuli Venezia Giulia ministri e delegati da Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone. Una vetrina mondiale in particolare per Trieste e Lignano, che ospiteranno gli eventi principali. Nel summit saranno trattati temi che andranno dalla scuola all'intelligenza artificiale, coinvolgendo gli esponenti governativi dei 7 paesi più avanzati del pianeta nell'ambito del forum intergovernativo di cui l'Italia ha assunto la presidenza di turno lo scorso gennaio. A presiedere i lavori appunto il ministro Valditara. Qui vediamo anche Miramare, un'immagine del castello. Poi le notizie internazionali: l'ONU rilancia l'adesione della Palestina all'IRA di Israele, una decisione assurda, il via libera è il primo passo per un'approvazione piena. L'ambasciatore fa a pezzi la carta per protestare contro il primo ok dell'Assemblea alla risoluzione sulla membership. Qui vediamo appunto l'ambasciatore israeliano Gilad Erdan mentre trita la Carta delle Nazioni Unite nel Palazzo di Vetro di New York. I russi hanno aperto un altro fronte a nord, qui siamo invece alla guerra in Ucraina, combattimenti feroci, l'allarme di Kiev, il tour per rafforzare la candidatura, von der Leyen avverte il voto è minacciato da Mosca, siamo vigili. Ancora invece andiamo alle pagine di Istria, Quarnero, Dalmazia, rinnovato il patto di tutela del bilinguismo in Istria, confermato per il prossimo triennio l'accordo tra Regione, 17 città e comuni. L'obiettivo è diffondere l'uso della lingua nelle scuole, ma è polemica sui fondi. Il vice sindaco di Pola, positiva conferma della volontà di difesa, insomma di tutela della lingua italiana. Croazia, intesa sul governo Plenković-Ter, l'abbiamo visto in prima pagina, l'HDZ del primo ministro in pectore alleato con l'estrema destra. L'italiano Radin non sosterrà il nuovo esecutivo. Nel nome di Giulia
Italia 6 mesi dopo, ascolto grazie a riconciliazione, l'intervento di Marco Franzoso e del padre di Giulia, Gino Cecchettin. Siamo in Lombardia, agente aggredito spara e ferisce un uomo, la questione sicurezza di Vampa a Milano, fuori pericolo un richiedente asilo mentre sono stazionarie le condizioni del vice ispettore accoltellato da un immigrato irregolare. Caso Falcinelli, la procura apre un'indagine, il pestaggio, i magistrati romani ipotizzano i reati di tortura e lesioni e rimangono in attesa di una denuncia da parte dei legali del giovane malmenato negli USA, e poi la chat va fatta sparire quella roba, la vicenda di Emanuela Orlandi, altri dettagli e nuove rivelazioni sul caso dell'inizio degli anni '80. Costa Crociere cerca personale, recruiting day per 45 posizioni, addetti all'accoglienza, tecnici, luci, suoni, video, venditori d'esperienze, sono le persone formate a rendere memorabile la vacanza a bordo. L'assessore Rosolendi dice il Friuli Venezia Giulia investe con convinzione sulla formazione per preparare le figure richieste dal mercato, e anche noi abbiamo realizzato un servizio su questa richiesta da parte di Costa Crociere di ben 45 posizioni, di 45 addetti. Rivediamole insieme. In Friuli Venezia Giulia, Costa Crociere cerca addetti all'accoglienza, consulenti di vendita e tecnici luci, suono e video. 45 assunzioni in tutto per lavorare a bordo delle navi della flotta. L'iniziativa è stata presentata oggi a Trieste. I candidati saranno selezionati con il supporto dei centri per l'impiego regionali. Il 29 maggio sono previste le prove scritte, a seguire quelle orali in modalità online. Il 5-6 giugno a Trieste sono in programma i colloqui e le prove pratiche. Chi supererà le selezioni sarà ammesso ai corsi di formazione gratuita organizzati dalla Regione in collaborazione con ENAIP FVG. Le candidature vanno presentate entro il 22 maggio sul portale della Regione. Tra i requisiti richiesti un titolo di studio pari al diploma e la conoscenza della lingua inglese. I dirigenti di Costa Crociere hanno ricordato che in Regione dal 2017, grazie alla formula vincente dei corsi di formazione gratuiti finalizzati all'assunzione, sono state formate circa 350 persone, delle quali il 97% è stato poi assunto per lavorare a bordo delle navi costa. Questa è dunque la notizia, il nuovo recruiting day che riguarda in questo caso le crociere e questo tipo di lavoro. Allora andiamo a vedere ancora un po' i giornali, siamo di nuovo sul Corriere della Sera. Meloni-Schlein, il duello sarà da Vespa, la data del 23 maggio, un'ora in prima serata. Il PD ha accettato di giocare fuori casa, le proteste degli esclusi. La Premier vuole il record di durata, così resisterà al rimpasto dopo voto e gli equilibri tra alleati. Questo si prefigura per il prossimo 23 maggio. E qui c'è l'appello che abbiamo già visto in prima pagina nel Corriere della Sera: votiamo tutti per difendere la democrazia. L'intervento, c'è anche l'intervento di Mattarella, ma non solo, per invitare così le persone, gli elettori, a votare alle prossime europee. Lo scambio di Trump, 1 miliardo dai petrolieri per la retromarcia sul clima. La richiesta è arrivata in una cena con i magnati del Big Oil, una maxi donazione elettorale ripagata con meno regole e meno tasse. Questo il soccorso, il Big Oil è il gruppo che comprende le compagnie petrolifere più ricche del mondo. La manager, solo lavoro che brutalizza i dipendenti, non conta il benessere, ma i video bullisti di Ku Jing le sono costati il posto. Questa è la notizia. Ancora andiamo a vedere, condannato al carcere l'ex premier delle Figi. Poi ancora avanti invece il caso che abbiamo già visto in prima pagina, Iovino picchiato da ultra del Milan, poco prima la rissa con Fedez nel privé. Milano, le indagini sull'agguato al personal trainer aggredito in discoteca per una ragazza. Questa è la rissa. Sciauqui e le chat sulla Orlandi, e qui torniamo appunto sul caso di Emanuela Orlandi.
facciamo sparire la roba su di lei. I messaggi con Monsignor Balda in procura sono stati pubblicati. Vediamo appunto che Francesca Immacolata Ciauqui e Lucio Angel Vellejo Balda sono i protagonisti, insomma, di questo nuovo capitolo della vicenda del caso di Emanuela Orlandi. Ancora torniamo invece sul piccolo per vedere una notizia che abbiamo trattato molte volte anche noi, invitando i responsabili della tutela dei consumatori in vari casi. Bollette della luce più leggere, elettricità, come tornare al mercato tutelato. C'è una guida oggi anche sul piccolo. Chi passerà entro il 30 giugno risparmierà 130 euro l'anno. Federconsumatori avverte aste assegnate al ribasso, conviene farlo. Quindi dal contratto libero alla maggior tutela per la fornitura dell'energia elettrica molti clienti stanno facendo un passo indietro. L'obiettivo è entrare nelle tutele graduali, una fase che si protrarrà fino al 2027 per ricevere bollette più leggere di circa 100 fino a 130 euro all'anno rispetto al costo applicato in maggior tutela, che già applica la tariffa più bassa. Sulla base delle stime e delle previsioni fatte a seguito delle aggiudicazioni, tutte al ribasso, dei lotti a tutela graduale, consigliamo il passaggio, spiega la responsabile degli sportelli energia Erika Cuccu, nel confermare che la stragrande maggioranza dei clienti cerca di tornare indietro. Mediamente solo la Federconsumatori segue decine di rientri al giorno, quindi questa è l'operazione che si sta facendo, preoccupati un po' tutti per l'aumento, per lo schizzare in alto, insomma, delle bollette dell'energia. Ancora la pagina dell'economia, 9 mesi di corsa per Mediobanca, Generali va sempre meglio del piano, il 31 marzo 2024 utile aumentato a quota 946 milioni, il contributo del Leone di Trieste è stato pari a 337 milioni, questo per quanto riguarda l'economia, ma c'è anche un approfondimento sul porto, l'eredità di Zeno in 9 punti, la priorità è proseguire sulla strada dell'innovazione, energie alternative, Ortofranco e i preziosissimi dati. Qui vediamo i 9 punti appunto dell'eredità della governance di Zeno D'Agostino. Con questo testo Sergio Bologna, presidente dell'Agenzia Imprenditoriale Operatori Marittimi, analizza e approfondisce i temi connessi alla fine dell'esperienza di Zeno D'Agostino alla guida dei nostri porti, diciamo non solo appunto il porto di Trieste ma anche quello di Monfalcone, il sistema dell'Alto Adriatico. Allora dal 1° giugno Zeno D'Agostino non sarà più presidente dei porti di Trieste e Monfalcone. Prima di dire si volta pagina sarebbe opportuno soffermarsi, dice Sergio Bologna, sul senso profondo di quanto avvenuto a Trieste con questa presidenza, e quindi fa tutta una serie di riflessioni indicando quali devono essere i punti da mantenere fermi per quanto riguarda appunto la governance dei porti. Con lui è cambiato tutto, ha capito che il futuro è nei collegamenti terrestri e ha affrontato la questione lavoro. Questo è un punto centrale che gli viene sicuramente riconosciuto un po' da tutti, la governance appunto secondo D'Agostino. Tra i punti la reindustrializzazione delle aree retroportuali con l'insediamento di British American Tobacco, poi ancora la comunicazione, la città è stata costantemente informata di quel che accadeva nel porto, l'apertura di un cantiere di riparazione e manutenzione di carri ferroviari a Gorizia sulla base di una cooperazione tra Adriafer e uno dei leader europei del settore VTG, insomma vari punti da tenere fermi e per ripartire, per andare avanti insomma in questo lavoro che ha dato lustro al nostro porto, ma non soltanto, anche a quello vicino di Monfalcone, a sostegno appunto di questa politica
impostata da Zeno D'Agostino. Ancora vediamo il colosso turco Sisecam investe in Friuli 50 milioni di dollari a San Giorgio di Nogaro, quindi un'altra zona di portualità. Una nuova linea produttiva per il vetro rivestito sarà operativa entro inizio 2025, una quarantina le assunzioni. Mentre per quanto riguarda il comparto del legno arredo, molto forte in Friuli, Tonona, capo del cluster nazionale, è stato eletto appunto Matteo Tonon, presidente del cluster legno arredo del Friuli Venezia Giulia, a guidare appunto il cluster nazionale proprio a votazione unanime. Allora ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo. Vi ricordo che il nostro primo ospite sarà Marco Rossetti Kosulic, consigliere della 4ª circoscrizione del Partito Democratico. A fra pochissimo. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora siamo con il presidente della 4ª circoscrizione del Partito Democratico, Marco Rossetti Kosulic. Buongiorno e ben arrivato, buon sabato. Buongiorno, buon sabato a tutti quanti. Grazie di essere qui. Allora stavamo commentando un pochino le notizie che ci sono oggi sul giornale, che abbiamo trattato poi anche noi nei nostri telegiornali così fuori onda, e l'attenzione cadeva un po' sulla preoccupazione non soltanto da parte dell'opposizione, quindi anche del Partito Democratico, ma non solo, in Consiglio Comunale e nelle circoscrizioni, ma anche da parte dei sindacati per la situazione dell'asilo, del nuovo asilo di Roiano, no? Che non ricade, lo diciamo subito, nella 4ª circoscrizione, ricade nella 3ª, però è una preoccupazione diffusa anche per quello che potrebbe diventare un modello per altre scuole, per altri asili, no? Assolutamente, infatti questa preoccupazione è stata allargata a tutto il territorio, anche perché c'è stata una delibera che ha coinvolto tutte quante le circoscrizioni, e questa delibera ha sicuramente preoccupato molti cittadini, molti stakeholders come i sindacati e i lavoratori, e anche ovviamente noi che rappresentiamo l'opposizione, ma devo essere sincero, abbiamo riscontrato anche molte perplessità anche nello stesso centrodestra. Perché preoccupazioni? Perché con questa delibera si dà il via a un modello assolutamente nuovo per la gestione degli asili di Trieste, e questo modello nuovo prevede per l'appunto un affidamento, un'esternalizzazione della gestione di una struttura, tra l'altro appena messa a nuovo con i soldi del comune, a un ente terzo. Quindi vuol dire affidare l'educazione dei nostri bambini dell'asilo a privati, che non sempre questa cosa ovviamente può significare un abbassamento della qualità, ma spesso e volentieri, purtroppo l'abbiamo visto, l'esternalizzazione non ha comportato un miglioramento del servizio. E siccome qua, in questo caso, i soldi ci sarebbero, perché per la stessa missione dell'assessore competente avanzano più di 5 milioni e mezzo nel bilancio per spendere le risorse umane, e questa operazione di risparmio equivale praticamente a 300.000 euro, noi non vediamo come mai il comune dovrebbe affidare a terzi la gestione di un settore così importante, se non primario, come l'educazione scolastica. Qua ci sembra che ci stiano mettendo delle ottiche, stanno avendo delle ottiche di mercato, di risparmio, in un settore dove innanzitutto non ci dovrebbero essere questa mentalità, ma dove invece, se ci dovesse essere, dovrebbe essere la mentalità di investire, non di risparmiare. Vorrei anche chiedere, mi scuseranno i telespettatori se leggo, dar lettura velocemente della pagina del sindaco di Trieste, nella sua pagina internet, e del suo programma. Quando parla di scuola educazione, lui dice che il comune di Trieste gestisce direttamente i propri servizi educativi e scolastici, asili nido, scuole di infanzia, servizi integrativi e ricreatori, sui quali si vuole continuare ad investire anche in termini di capitale umano,
per promuovere in modo corretto ed efficace la cultura dell'infanzia per assicurare ai bambini e alle loro famiglie un'offerta di qualità all'altezza di questa tradizione ultracentenaria di cui la città è molto orgogliosa. Ecco, abbiamo un servizio d'eccellenza e siamo tutti d'accordo su questo. Questa delibera, secondo me, va esattamente contro e dice il contrario di quello che sta dicendo lo stesso sindaco nel suo programma. Perché dobbiamo cercare di intaccare una cosa che funziona, qualcosa che richiederebbe un investimento di 300.000 euro che su un bilancio comunale è assolutamente poco, dove ci sono anche i soldi e veramente non ci preoccupa e non capiamo i motivi di questa scelta. C'è stata anche la preoccupazione del fatto che l'azienda Euro e Promos, no, abbia pubblicato un annuncio proprio per la ricerca di educatori per un asilo nido a Trieste, e quindi si è fatto il collegamento che è venuto spontaneo. Si vede che sta già concretizzando la cosa, quindi una delibera che non è nemmeno ancora passata al voto in consiglio, eccetera, che fra l'altro stanno già andando avanti. Euro e Promos che è già stata nell'occhio del ciclone per altre vicende, no? I lavoratori museali lo ricordiamo, e c'è anche una raccolta di firme che invece promuovono i sindacati, e quindi su change.org poi faranno anche i banchetti, insomma l'hanno annunciato. Certamente, anche perché si sa già che le persone che andranno probabilmente a lavorare in questo nuovo asilo avranno un inquadramento professionale non stabilizzato come quello del comune, uno stipendio tra il 30 e il 40% inferiore, che comunque anche a livello di dignità professionale per un ruolo così importante come l'educatore dei nostri figli assolutamente trovo che sia sbagliato, per non dire assolutamente orribile dover ricadere a queste dinamiche di mercato di risparmio nei confronti degli educatori. Avevamo l'altro giorno dei sindacati ma anche delle professioniste precarie che ci raccontavano che avevano lasciato il posto in cooperativa per finalmente entrare in graduatoria nel comune, dove adesso erano part-time nella speranza di essere stabilizzate, e adesso si vedono tolte la possibilità di essere stabilizzate a favore di nuovo delle cooperative, dove, come l'ho detto prima, hanno un inquadramento professionale assolutamente più basso e meno stabile di un lavoratore comunale dipendente. Allora, sentiamo subito la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno dottoressa Bucarella, lei e il suo ospite sono Fulvio, mi state sentendo? Sì, buongiorno, non benissimo, ma la sentiamo, è molto disturbata la linea. Ma non lo so, penso che non sia colpa mia perché la televisione è spenta, vedo solamente l'immagine, insomma, la voce è allora abbassata. Dipende da noi, non lo so. Ecco. No, sarebbe da chiedere al suo ospite perché non invita i media di Trieste, giornali, radio, televisione, a fare una bella inchiesta su tutte queste cooperative, su tutte queste esternalizzazioni che fanno il comune, la sanità. Com'è possibile? Gli enti privati fanno i soldi e le strutture pubbliche non riescono a supportare i costi? Come? Uno fa i soldi e quell'altro non riesce a supportare i costi. È una cosa un po' insolita, bisognerebbe vedere tutte queste cooperative a chi fanno capo, come mai nascono, come mai progrediscono, come mai si allargano sempre di più, come mai i posti delle cooperative sono sottopagati, perché non si fa una bella inchiesta? È inutile parlare sempre dei problemi, ci sono 1000 problemi. Capito. E bisognerà andare a vedere come ieri, sul piccolo, che adesso vengono aumentate le tasse in importo. Tiriamo fuori il trattato di pace, tiriamo fuori l'allegato ottavo, facciamo presente alla Presidente del Porto che si legga un attimo il trattato di pace e vediamo quali tasse si possono applicare nel territorio libero e nel Porto Franco Internazionale, che è ente di Stato del territorio libero. Ma se, cari ragazzi, cara dottoressa Bucarella, il signore che l'ha, ma io vi chiedo, ma di cosa stiamo parlando? Vorremmo alzare la testa qualche volta? Vorremmo dare dignità alla nostra vita qualche volta? Dico, almeno una volta nella vita? O camminare sempre a 90 gradi? Anche dello spunto, no? Assolutamente. Sempre molto, insomma, combattivo il signor Fulvio, ha ragione, però vedevo che annuiva, no? Diceva, assolutamente, annuivo perché ha ragione, io penso
che anche cercando di venire qua cerco di sollevare l'attenzione sul tema e noi cerchiamo di farlo al meglio possibile. Abbiamo fatto anche ieri, è stata attivata una raccolta firme in merito, ma ha perfettamente ragione anche dobbiamo cercare di guardare il problema un po' più da lontano, perché effettivamente questa pratica di terzializzare alcuni settori importanti come la sanità per l'appunto o i centri per anziani, le RS, non sempre ha portato un miglioramento della qualità del servizio. Ci sono queste logiche di mercato, di aziende private che non dovrebbero colpire invece il comune, che dovrebbe invece proteggere alcuni settori importantissimi come la sanità, come l'educazione, per esempio in primis, senza cercare di affidarli a terzi per ottiche per l'appunto di risparmio, per dinamiche di risparmio, ma invece cercare di tenerli in casa aumentandone la qualità, investendone nella qualità. Purtroppo invece non è così. Capiamo perfettamente, ovviamente, che ci sono dei vincoli di bilancio sempre più stringenti e non è facile gestire un bilancio comunale, ma se alcune terzializzazioni possono essere comprese, se alcuni partenariati tra il privato possono essere comprese, io penso alle aree verdi, dove ci sono anche tanti modelli che funzionano bene attraverso sponsorizzazione dei privati che curano le aree verdi, l'affidamento a cooperative di alcune aree verdi, che sicuramente possono funzionare, devono essere migliorate per l'amor di Dio nelle dinamiche del controllo e negli appalti, però possono essere assolutamente comprensibili. Ci sono altri servizi, come ripeto, tra i primis, l'educazione, la sanità, che non possono essere svenduti alla terzializzazione, all'esternalizzazione solamente per ottiche di risparmio. Noi cosa paghiamo le tasse a fare? Se non per l'appunto per garantire ai nostri figli, ai nostri nonni, ai nostri genitori, a noi stessi anche delle cure e un'educazione degna di quello che possiamo avere e che il bilancio comunale, ripeto, permetterebbe tranquillamente di avere. Anche lì il punto, no, che sollevate spesso, i soldi ci sono. I soldi ci sono, ma per stessa missione degli assessori competenti. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Elisabetta, buongiorno dottoressa Bucarella. Buongiorno, Io volevo dire al signore, no, che non bisogna mai dimenticare, perché le cooperative, tutto l'ingranaggio della cooperativa che poi porta non è una cosa che migliora, no, il mercato. C'è il famoso mercato selvaggio che purtroppo è oggi, e adesso tutti usufruiscono di queste cooperative, ma non bisogna dimenticare che è un parto mai riuscito delle sinistre. La cooperativa è nata con le sinistre, con i sindacati d'accordo, e adesso siamo in queste condizioni, con il mercato del lavoro che è quello che è adesso, il globale, e purtroppo le cooperative ci guadagnano. Si gioca a ribasso, perché è a ribasso anche l'ATER. Noi abbiamo in casa un problema con l'ATER, una riparazione di un portoncino che è una cosa da niente, aspettiamo 4 mesi, non si capisce perché, poi è saltato fuori che l'appalto non è direttamente con l'ATER, ma è stato dato in appalto fuori, praticamente una via di fuga viene bloccata, poi l'abbiamo sbloccata perché nessuno può bloccare la gente in casa. Insomma, è una cosa, questo succede in continuazione. Allora o si eliminano queste cooperative, che ormai purtroppo è impossibile, o non ci sono. No, non so cosa succederà. Capito. Ti ringrazio, arrivederla. Grazie a lei, buona giornata. Allora, anche qui si torna sul tema delle esternalizzazioni, no? Per capire del ricorso alle cooperative, certo. Diceva la signora, però sono nate con la sinistra, con l'accordo dei sindacati. Assolutamente, questo... ringrazio anche per la telefonata. Non volevo criticare in totale le cooperative, forse nell'ultima frase dell'intervento precedente l'ho detto, che sono utili e anzi possono fornire un supporto al comune su alcuni settori, ma poi c'è la politica che deve fare delle scelte, decidere cosa poter appaltare ad aziende private o cooperative e cosa invece deve custodirsi in casa al fine di garantire una qualità e un controllo sulla qualità, perché un grosso problema di cui non se ne è parlato molto e non è assolutamente ben definito nella delibera in oggetto
e non sono ben disciplinati gli strumenti di controllo dell'offerta formativa e della qualità dell'offerta formativa che andranno queste aziende terzializzate, queste aziende terze a portare nell'asilo. In che senso? Il bando che ci deve essere deve avere degli strumenti, deve mettere dei paletti così stringenti che non devono permettere che devono garantire, non devono permettere un calo della qualità formativa. Invece, per esempio, non è nemmeno disciplinata la subconcessione, quindi se adesso una cooperativa, per esempio, vincesse il bando di gestione dell'asilo, potrebbe addirittura subappaltarlo. Non c'è scritto nulla sulla continuità del posto di lavoro, quindi un bambino potrebbe avere un insegnante per 2 mesi, poi per altri 2 mesi un altro insegnante. Non ci sono questi criteri stringenti necessari per poter definire la qualità del prodotto. E siccome poi gli strumenti del controllo in mano al comune non sono infiniti e il comune deve controllare più partecipate, non riuscirebbe sicuramente a garantire un controllo tale quale a quello che potrebbe garantire se avesse dipendenti suoi. Quindi purtroppo le cooperative ci sono, esistono, possono essere uno strumento utile, ma la politica deve fare una scelta su cosa affidare e cosa non affidare alle cooperative o anche aziende terze, perché in questo caso sembra che non si tratterà nemmeno di una cooperativa. Allora, ci scrive Sofia, sicuramente d'accordo con l'ospite, nidi, asili e scuole comunali che garantiscono prima di tutto una grande professionalità, questo è il punto, no? Secondo la nostra telespettatrice. Secondo anche tutti, come anche lo stesso sindaco. Nevio invece scrive, cambia tema, dice buongiorno sveglia Trieste, che vergogna con questo tram di Opicina, gli egiziani facevano prima a fare una piramide, vabbè, che questa nostra purtroppo amministrazione, dice Nevio, che evidentemente insomma è seccato dalle lungaggini del ripristino del tram, no? L'abbiamo visto anche ieri con la commissione, è un tram che non riparte da 8 anni. Veramente troppo tempo. Veramente troppo tempo, si susseguono notizie altalenanti, abbiamo fatto un passo avanti, facciamo un passo indietro ed è davvero un grande peccato, anche sotto il profilo turistico, ma io parlerei soprattutto sotto il profilo storico e culturale e tutto per il simbolo che rappresenta la città, per la città di Trieste. E per lo più aggiungerei anche per la sua importanza a livello di mobilità, perché comunque rimane un mezzo di trasporto pubblico molto importante che fa un tragitto, fa un trasporto di prossimità che collega l'altipiano al centro città e secondo noi sarebbe anche la metodologia di trasporto più corretta per collegare l'altipiano alla città invece di altri, forse mi permettetemi di dire, fantasiosi progetti che prevedono invece cabinovie che ecco. Non supportate dai numeri, non volevo cascare là, ma che secondo me il collegamento viene quasi naturale purtroppo. Allora, c'è Graziella, invece Graziella Goita, anche la moglie di Claudio Visintin, salutiamo entrambi, che desidera salutare pubblicamente il presidente Zeno D'Agostino, intervenuto da questi schermi di Tele4 per comunicare con la redazione. Dice: caro presidente Zeno D'Agostino, da questo schermo amico di Tele4 che spesso lo ha intervistato e che è intervenuto nei vari programmi, e con grande piacere che vorremmo dedicarle questa lettera, insomma scrivono una lunga lettera per rendere merito pubblicamente del suo straordinario operato nel far rinascere il porto di Trieste. Il suo impegno e la sua dedizione hanno portato a risultati straordinari che rimarranno sempre nella storia di questa città. Tuttavia, con rammarico dobbiamo annunciare che dal prossimo 1° giugno lei non sarà più presidente dei porti di Trieste e Monfalcone. È un duro colpo per tutti noi, ma sappiamo che continua a portare avanti le sue battaglie, a difendere gli interessi della comunità con la stessa passione e determinazione. Insomma, dicono i coniugi Visintin che mancherà molto a Trieste e non solo, insomma, poi salutano anche la famiglia proprio di Zeno D'Agostino, è una personalità insomma di cui un po' tutti sentiranno la mancanza, no? Qui a Trieste. Posso solo che unirmi a questa lettera di ringraziamento. Purtroppo era un divorzio che comunque si sarebbe realizzato il 31 dicembre con la scadenza del mandato, purtroppo finirà anzitempo viste le dimissioni del presidente, però c'è poco da dire se non parole di ringraziamento per l'egregio lavoro che ha fatto, per aver finalmente rimesso il porto al centro degli interessi di Trieste e Trieste al centro
della politica portuale nazionale e se non europea, perché siamo diventati veramente uno dei porti più competitivi a livello europeo. Ovviamente l'invito più importante credo vada fatto alla politica, che dovrà impegnarsi in maniera veramente forte per selezionare un successore degno di questo nome e portare avanti un programma su un porto che ancora tantissimo c'è da fare. Ci sono degli investimenti importantissimi del PNRR da portare a compimento, ci sono delle infrastrutture terrene su costa che devono essere assolutamente completate. Il lavoro non è finito, deve essere anzi proseguito e deve essere fatto con le professionalità giuste. E oggi c'è tutto un approfondimento anche sul piccolo, proprio su questo tema, su quello che deve essere colto dell'eredità, no? Proprio di Zeno D'Agostino, per far andare ancora avanti il nostro porto, secondo poi anche gli operatori insomma, del settore che vi lavorano. Poi magari daremo un'occhiata. Invece torna sul tema degli appalti la signora Renata, che ci scrive su questo problema: forse intanto è necessario fare più controlli sulle ditte interessate all'appalto, ma anche credo cambiare le regole e i parametri dei bandi di gara. Un bel buco nero, insomma, dice Renata, allargando il discorso a un po' tutti gli appalti, no? Comprendendo varie cose. Sono perfettamente d'accordo, tanto che l'ho citato prima, la questione dei controlli non è mai disciplinata abbastanza bene. È chiaro che il Comune non può controllare gli esterni come controlla i suoi interni, ma comunque dovrebbe fare uno sforzo maggiore nel disciplinare quali sono i metri e gli strumenti di controllo per l'appunto di queste partecipate o di queste ditte a cui è esternalizzato servizi che dovrebbe tenere in casa, e dove vanno inseriti questi strumenti all'interno del bando di gara, che spesso e volentieri non sono nemmeno oggetto di delibera. In questa delibera di cui noi stiamo affrontando degli asili, del bando di gara non se ne parla, e sarebbe una questione abbastanza diremente della situazione capire quali sono gli strumenti di controllo al fine di garantire la stessa qualità formativa, ma purtroppo non ci sono, e in mancanza personalmente preferisco dire di no e dire teniamoceli in casa, come abbiamo sempre fatto, come il sindaco promuove e come le risorse ci permetterebbero di fare. Tornando al porto, proprio vediamo appunto l'articolo l'eredità di Zeno in 9 punti, le priorità è proseguire sulla strada dell'innovazione, energie alternative. A parlare è Sergio Bologna, presidente dell'Agenzia Imprenditoriale e Operatori Marittimi, che analizza proprio i temi connessi alla fine dell'esperienza di Zeno D'Agostino alla guida dei nostri porti. Quindi 9 punti, ma probabilmente ce ne sono anche tanti altri, insomma, per una questione di sintesi, no? Immagino Certamente sia stata fatta questo quasi decalogo, insomma, no? Beh, personalità autorevolissima anche il dottor Bologna, che sicuramente avrà lasciato degli spunti interessantissimi, 2 persone che hanno lavorato sempre per il porto di Trieste in maniera egregia. Sarò anzi curiosissimo di leggerli e di vedere la prosecuzione. Spero che chi di dovere li leggerà e li terrà da conto nella scelta della persona che dovrà proseguire questo eccellente lavoro che è stato fatto negli ultimi anni sul porto di Trieste, dove, ricordiamoci, non sono stati solamente risultati economici, perché spesso e volentieri i risultati economici si concretizzano poi in posti di lavoro, in stabilizzazione. Sono centinaia i posti di lavoro che sono stabilizzati nel porto negli ultimi anni. C'è di nuovo l'orgoglio di andare a lavorare in porto. Questa è una cosa che non bisogna dimenticare e che credo sia stato uno forse dei risultati più importanti dell'operato del presidente D'Agostino in questi anni. E fra l'altro non manca molto, no? Perché poi la data del 1° giugno è qua dietro, insomma, manca davvero pochissimo, e quindi staremo a vedere anche come si muoverà la scelta, no? La politica per la scelta della nuova guida del porto. Per quanto riguarda invece, torna ancora Sofia sugli appalti, sicuramente gli appalti e subappalti in ogni senso, scrive, specie con i tanti bonus, dovrebbero essere disciplinati ma soprattutto controllati, e però aggiunge
dove forse il tram almeno per 3 anni è stato bloccato dalla pandemia. Credo quanti anni ha bloccato il mondo, figurarsi il nostro amato tram tra i suoi reumatismi, dice Sofia, perciò a occhio e croce fermo da 4 anni, insomma fa questo calcolo, no? Togliendo i 3 anni in cui c'erano delle oggettive difficoltà per la pandemia. Insomma. Certo, sicuramente, possiamo anche dire così, ma aggiungo io, 4 anni sono comunque troppi, era un problema che esiste da tanto tempo e c'è un segnale evidente di mala gestione sia dell'appalto per rifare il tram che di programmazione sui lavori purtroppo, e quindi deve essere comunque imputato agli uffici e all'amministrazione questa gestione così carente nelle scelte, perché spesso poi anche per dinamiche di risparmio, scelte di risparmio, magari si sceglie la ditta un po' meno preparata e i risultati poi purtroppo si vedono in lungaggini, guardasi anche Galleria di Piazza Foraggi o addirittura per esempio, se parliamo della nostra circoscrizione, il Ponte Rosso che invece che in verità si chiama Ponte Verde, quello praticamente di fronte alla Capitaneria, dove abbiamo provato a svuotare il canale, errore di programmazione, il canale non si può svuotare, abbiamo perso praticamente 3 mesi d'estate con questo canale con acqua stagnante tra l'altro all'interno in piena stagione turistica, tantissimi soldi, tutto da rifare da zero, proveremo un altro sistema per rafforzare il porto, perché il ponte che è comunque un'opera necessaria per garantire la viabilità. Anche per tutto il sistema del traffico, no? Il passaggio dei tir, dei mezzi pesanti. Perché la conseguenza è stata che i tir non possono passare là davanti e passano per via Roma e per via San Spiridione, portando dei grossi danni, dei grossi problemi agli edifici circostanti, di crepe, di danneggiamenti, insomma, visto i carichi pesanti, le vibrazioni che portano il passaggio di questi mezzi pesanti, e queste lungaggini, questi errori di programmazione portano a queste conseguenze qua purtroppo. Si doveva lavorare meglio evidentemente. Allora, fra poco, adesso dobbiamo andare in pubblicità, ma fra poco affronteremo un altro tema che riguarda in modo particolare la 4ª circoscrizione, che è quella più centrale, insomma, della nostra città, ma un po' naturalmente tutta la città, e lo sviluppo turistico che stiamo vedendo chiaramente, proprio plasticamente in questi giorni, che è la questione dei dehors, di cui si è parlato molto anche a livello proprio di Consiglio Comunale e immagino anche di circoscrizioni, no? Quindi torniamo fra pochissimo dopo una brevissima pausa pubblicitaria. A fra poco. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste, siamo ancora in compagnia del presidente della 4ª circoscrizione, Marco Rossetti Cosulic, del Partito Democratico. C'è una telefonata in arrivo, allora la sentiamo subito, poi affrontiamo anche il tema dehors che è stato affrontato proprio lo scorso mese, credo, no? Certo, sì, all'interno proprio della circoscrizione. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sergio, buongiorno a voi. Buongiorno a lei. Buongiorno a voi. Volevo fare 2 segnalazioni, uno che completerà sicuramente la 4ª circoscrizione. Prego. All'entrata del Parc San Giusto, dal tempo della ricostruzione, cioè della città vecchia, al tempo del fascismo, sono rimasti 4 muri proprio a sinistra, 4 ruderi che sono stati anni fa, ma molti anni fa, assicurati con dei puntelli, con delle armature, che sono lì, che non si sa che fine che fanno, cosa sono e perché sono lì e non si sa. È brutto da vedere, perché io penso che chi viene a Trieste da anni e parcheggia il Parc San Giusto da 30 a 40, ma che da 30 a 40 anni, dico dal tempo del fascismo, quelle mura sono rimaste lì e non si sa cosa servono, è brutto da vedere. O le buttano giù o fanno qualcosa, perché è impossibile vedere. Poi costerà la struttura che tiene i muri, costerà soldini. Adesso non so se è del comune o il comune l'ha comprata, perché se in concessione, in affitto, lì quei 4 muri pericolanti ci costeranno milioni di euro, perché sono lì da 1000 anni. Poi un'altra cosa, in Piazzetta Casali, che poi non è competenza penso della 4ª circoscrizione,
ci sono le rotaie, due rotaie, una che le adopera il tram e un'altra coppia di rotaie che vanno a finire in niente praticamente, proprio in piazzetta Casali. Ecco, è pericoloso perché quando ci sono le macchine in sosta e c'è una curva col motorino e anche forse con l'auto non tanto, creano problemi di slittamento. Ecco, sono cose che io ho praticamente segnalato milioni di volte e milioni di volte nessun consigliere che di Sveglia Trieste ha fatto niente. Grazie e buongiorno. Grazie Sergio, buona giornata. Allora, due segnalazioni precise proprio di cose che non vanno secondo il signor Sergio, no? Ringrazio innanzitutto il signor Sergio, due segnalazioni assolutamente valide, provo a rispondere. La prima, penso che sia di competenza della sovrintendenza archeologica quella parte lì, in quanto sono loro che gestiscono questa parte dei muri antichi di San Giusto. Mi informerò, ma avevamo già fatto degli accertamenti tempo fa, proprio perché adesso hanno anche appena demolito la casetta vicino al teatro per ampliare la vista del teatro stesso, e mi sembrava che ne avessimo parlato anche di quelle impalcature là che sono messe là dalla sovrintendenza archeologica, che purtroppo ha dei tempi un po' più lenti. Ricordiamoci anche tutta la parte adesso scusate mi sfugge via, di via la parte praticamente che collega Cavana al Teatro Romano, tutta quella parte là dove ci sono adesso i nuovi scavi. Sì, non è via Donota, no? Esattamente, no, via Donota, quella parte sotto, adesso mi sfugge purtroppo il nome, mi scuserete, però dove là sono stati finalmente attivati gli scavi, dopo tanti anni, dove noi avevamo più volte segnalato la pericolosità del passaggio pedonale, dove c'era tutta questa fanghiglia, adesso finalmente è stata attivata e sembra che la sovrintendenza stia prendendo in carico anche la parte antistante al teatro. Dunque Crosada. Via Crosada, esattamente, esattamente, grazie mille. Ecco. In quanto invece in merito a via Casali, che tra l'altro è della nostra circoscrizione, della quarta circoscrizione ancora. Avrei detto della terza, invece sì, no, è ancora della quarta. Arriviamo fino a quel pezzettino là, siamo al confine con la terza. E purtroppo abbiamo già segnalato anche noi questo problema, ci hanno detto che ad ora c'è una mancanza di risorse per rifare questo, ma concordiamo assolutamente perché purtroppo quelle due rotaie sono assolutamente non in uso, inutili, e quindi possono solamente portare pericolo di inciampo e problemi insomma a chi ci deve transitare. Quindi abbiamo segnalato e ci è stato risposto che è preso in carico, ma purtroppo ad ora non sono le risorse per poter andare a sistemare la questione, come purtroppo tante altre zone della città. Allora, torniamo alla questione De Ors. Dunque, è stata portata in commissione, scusate, in circoscrizione circa un mese fa. La questione delle novità, no? L'abbiamo visto sulla fruizione dei marciapiedi, le norme di sicurezza, la tutela anche degli edifici di pregio, insomma c'è stata tutta un'illustrazione. Quali sono i punti critici secondo il Presidente della circoscrizione? Il punto critico maggiore sono di nuovo nella non disciplina degli strumenti di controllo, secondo me, perché guardando gli allegati del piano, tutte le distanze previste per il transito dei mezzi di soccorso sono sempre rispettate, tra l'altro non potrebbero fare altrimenti perché c'è una legge che lo disciplina nazionale, però purtroppo quando dopo si va a vedere la differenza tra la teoria, cioè quello che è scritto nei regolamenti, e la realtà, quando invece si fa una passeggiata in città partendo da via Torino fino a via Cavana, via Cassa di Risparmio e tante altre, purtroppo si denota che non è così. Ci sono stati anche casi in cui le ambulanze hanno avuto difficoltà ad arrivare nel luogo dove dovevano prestare soccorso, e credo che questa sia la questione più importante, cioè garantire la sicurezza e il passaggio in sicurezza dei mezzi di soccorso nel caso che qualcuno purtroppo ne abbia bisogno, ma c'è anche una questione di fruibilità degli spazi pubblici. Non può essere gestito il turismo la risposta al turismo non può essere solamente fare baretti e far diventare il centro città bellissimo un tavolino a cielo aperto, un salotto a cielo aperto. Non è questo il modo di governare il turismo e non è questo il modo di disciplinare gli spazi pubblici.
Purtroppo adesso chi vuole vivere le zone pedonali si trova praticamente costretto a fare uno slalom tra tavolini e le altre persone, e questo non è il modo corretto di farlo. Io credo che invece bisognerebbe avere più coraggio nel disciplinare le concessioni di questi tavolini esterni in maniera più ridotta, e magari piuttosto cercare di attuare la possibilità anche per chi non ha il locale in zona pedonale di mettere qualche tavolino fuori, in modo da diluire la concentrazione delle persone al di fuori delle zone pedonali, permettere anche a chi non ha la fortuna di stare in zona pedonale di avere qualche tavolino fuori, di quindi anche subire meno la bella stagione, dove ovviamente danneggia molto chi non ha i tavolini esterni, ma questo permetterebbe comunque di diluire sicuramente un pochettino questa grande concentrazione, perché poi si parla di soprattutto le zone del canale, la zona di Piazza della Borsa, di Cavana, dove veramente diventa faticoso passare, diventa anche non piacevole fruire da cittadino, uno che vuole scendere in città e fare una camminata magari col passeggino, col bambino, eccetera, eccetera, fa difficoltà a godersi gli spazi pubblici del centro città, dove, come se viene chiamato salotto buono, c'è un motivo e dovrebbe rimanere tale, e dovrebbe rimanere fruibile da parte di tutti quanti. Ecco, non solo proprio relativo ai tavolini, ma spesso arrivano anche a Sveglia Trieste delle segnalazioni da parte dei telespettatori, quindi dei cittadini di Trieste, che dicono proprio la fruizione della città, no? Da parte dei turisti, da questa massiccia invasione anche insomma positiva per tante questioni, e la fruizione del triestino, insomma, che vorrebbe comunque godere, no, della sua città. E non riguarda solo, ma forse principalmente, la questione di cui stavamo parlando, però non solo. Non no? solo, assolutamente, però è esattamente magari quello che stavamo dicendo. La sensazione un pochettino è che il cittadino stia perdendo il diritto di godersi la città nei confronti del turista. Vediamo adesso come si dice, convenzioni a favore dei turisti dei parcheggi del centro, quando a mio parere dovrebbero essere a favore del residente. Vediamo piani di parcheggio di fronte alla stazione marittima, quando adesso già si vede, quando si prova a fare via del Teatro Romano, ormai nei weekend c'è una delle due corsie, praticamente diventata una corsia della coda per il Parco San Giusto, dove invece, quindi questo per dire che non bisogna portare i parcheggi per i turisti di centro, ma bisogna portarli ai confini della città, e sarebbe un grosso errore metterli in stazione marittima. E c'è questo mancato governo del fenomeno turistico, che invece sta prendendo possesso del centro della città, che è assolutamente cosa lecita e giusta, ma dovrebbe essere per l'appunto governato. Non puoi rispondere, ci sono i turisti, la richiesta è di altri posti dove sedere, eccetera, eccetera, allora baretti e tavolini in tutto il centro. Assolutamente no, non può essere questa la risposta che un comune dà. Bisognerebbe cercare di trovare un punto di equilibrio tra la richiesta dei turisti e anche le giuste richieste dei diritti dei cittadini che vivono qua ogni giorno tutto l'anno, pagano le tasse ogni giorno tutto l'anno, e hanno il diritto anche loro di godersi il centro città senza vedere crescere i prezzi delle case, dei prodotti, di tutto quanto, vedendosi derubati degli spazi pubblici perché tutti in mano a bar, baretti, tavolini per poter metterci i turisti, e queste non sono le risposte che piacciono. Io avevo dato uno suggerimento agli assessori competenti, alla vice sindaca Tonelli, all'assessore Babuder, di degli strumenti che ci sono per esempio a Monaco di Baviera, a Venezia, per poter delimitare questi tavolini, e si parla di dei bollini che vengono attaccati per terra, dove vanno subito a delimitare gli spazi, quindi un pubblico ufficiale, ma anche, perché no, un cittadino che può vedere che se i tavoli strasbordano questi spazi delimitati dai bollini, potrebbe subito segnalare alle autorità competenti e vedere di vedersi risistemata la situazione, perché purtroppo ci sono alcune zone dove veramente la cosa diventa difficilmente sopportabile e piacevole da fruire. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno signora Buccarella, buongiorno a lei e al suo ospite. Buongiorno. Allora, questa volta sono molto d'accordo con l'opposizione, diciamo, eccolo, perché sono da tempo, lei lo sa, da tanto tempo che protesto, ma non serve a niente. Sì.
perché non ci sono solo i passaggi per i mezzi di soccorso, dovrebbero essere anche i passaggi per i cittadini triestini che non riescono a deambulare bene. Qualche volta l'unico passaggio è sulle caditoie, diciamo via San Nicolò, Piazza della Borsa, tra il Sergesteo ed altro. Proprio sono quelle caditoie che quando piove scivolano, certo. È veramente un disastro. Poi veramente anche volevo dire, proprio ha ragione lei, i cittadini non hanno parcheggi, inutile che si dica che parcheggino al Silos, io ci ho provato una volta, non ci provo più, grazie. Allora dovrebbero esserci proprio dei parcheggi per i turisti con delle navette che li portino, tanto i turisti poi non è che lasciano la macchina lì e vanno in giro per città a guardare la città, non è che a loro serve la macchina per andare in giro per la città, no? Eccolo. E poi anche i servizi igienici, l'avevo detto anche l'altra settimana, i bar sono intasati da colonne di turisti che non consumano, che non dicono né buongiorno né buonasera e stanno in fila dal servizio igienico fino all'entrata. Il cittadino non può andare neanche al banco a prendersi un caffè perché è tutto bloccato, tra il disappunto anche degli esercenti. Lo immaginiamo, certo. Venezia insegna, io per l'amor del cielo, visto che si batte tutto sul turismo, non sono contraria, però veramente non dobbiamo andare a finire, anche, mi scusi, lo dico al presidente della 4ª circoscrizione, no? Anche le immondizie i turisti non la pagano, con la tassa turistica non si può, mi hanno detto anni fa, non si può rimborsare la Tari o come si chiama adesso, no? Allora noi cittadini dobbiamo anche pagare le immondizie che lasciano i turisti, non quelli che sono in albergo d'altro, ma quelli che vengono per una giornata cioè è un disastro. Il turismo mordi e fuggi, veramente insomma, triestina, doc, non ne posso più. Ho 77 anni, non ho mai visto la mia città in queste condizioni, tra violenza, turisti e tutto altro. Grazie. Grazie Nivea, buona giornata a lei. Insomma, questo è il quadro che fa Nivea, no? Dice d'accordo su tante cose, sul fatto che andrebbe in qualche modo regolato, no? Ha detto una cosa molto interessante, Venezia insegna, ma proprio lo dico perché parlavo un anno fa con una mia amica che vive e residente a Venezia e dice attenzione perché Trieste sta diventando Venezia. La risposta che Trieste stiamo alzando al turismo è baretti, baretti e baretti, e questa non è sufficiente come risposta, ci vuole una visione più ampia su come governare il fenomeno del turismo. E sono assolutamente d'accordo anche sulla questione del trasporto pubblico locale e dei parcheggi, perché purtroppo, anzi per fortuna, viviamo in una città che è assolutamente percorribile a piedi, perché se si va da Campo Marzio alla stazione ci si metterà 20 minuti massimo, per attraversare il centro storico ci si mette dai 20 minuti alla mezz'ora massimo, ma proprio andando da vertice a vertice praticamente. Quindi assolutamente il modo naturale per gestire l'arrivo dei mezzi, dei turisti è farli parcheggiare ai confini della città, Silos, e penso al famoso progetto del mercato ortofrutticolo che si dice da anni che dovrebbe diventare un parcheggio, ma non si vede l'ombra di un progetto esecutivo in arrivo, e là dovrebbero parcheggiare per esempio i turisti, ma ancora anche più lontano, perché non il Park Bovedo, e poi il trasporto pubblico locale, parentesi, altra eccellenza del nostro territorio, dovrebbe occuparsi di portarli in città. Come giustamente diceva la signora, non hanno bisogno della macchina, del loro mezzo per muoversi nel centro, potrebbero tranquillamente muoversi attraverso il trasporto pubblico locale e a piedi, e poi ritornare al loro mezzo al momento di ritorno a casa, come si fa assolutamente in tantissime altre città. Ero l'anno scorso a Vicenza, tutto il centro storico di Vicenza è praticamente chiuso, ci sono 3-4 grandi parcheggi ai confini del centro, uno lascerà la macchina e poi prosegue a piedi verso il centro storico e i punti di interesse dove vuole andare a frequentare. Questo è il modello di città che deve essere perseguito, questo è il modello di una città che rispetta i suoi cittadini, non gli toglie la fruizione del centro perché ci sono dei turisti che pagano e arricchiscono chi
gli albergatori o chi per l'appunto lavora nel settore. Non è questo il modo di affrontarlo, ci deve essere un equilibrio fra le due cose. Nessuno dice di no al turismo, anzi assolutamente è una risorsa importante per la nostra città, ma deve essere governato, trovando equilibrio tra le necessità e le richieste dei residenti che, ripeto, stanno qua ogni giorno e, come diceva la signora, pagano le tasse ogni giorno per la città, per il suo sviluppo, e i turisti che invece vengono qua, arricchiscono la città, hanno delle necessità assolutamente diverse, ma bisogna trovare un punto di equilibrio fra le due istanze. Allora, ci scrive Daniela: buongiorno, tante storie per via San Michele, ma i marciapiedi sono stati rifatti tali e quali, nessun allargamento, nessun dissuasore della velocità, nessun senso unico, solo promesse. E, mette tanti punti di domanda la signora Daniela. Mi unisco ai punti di domanda, ecco. Devo essere sincero, perché poi a marzo, con grande sorpresa, il sindaco aveva annunciato che entro Pasqua aveva dato indicazione agli uffici di poter impostare via San Michele a senso unico, progetto tra l'altro previsto già dal 2013 dal piano generale del traffico urbano e ripreso anche dal piano urbano della mobilità sostenibile dell'attuale giunta, ma purtroppo, o per fortuna, adesso lo vedremo poi nei fatti, ad ora non si vede assolutamente niente, tanti annunci, ma pochi progetti, poca concretezza. Ecco. Sono stati rifatti quei marciapiedi, ma perché c'era un problema alle linee d'acqua là sotto. Speravamo anche noi che fosse l'inizio di un cantiere più ampio, che per l'appunto prevedeva la messa in sicurezza di marciapiedi che, ricordo, sono difficilmente percorribili sia per il loro stato che per la loro strettezza, quindi una mamma con un passeggino o una persona con difficoltà ambulatorie fa veramente difficoltà a salire o a riscendere quella via, e quindi si susseguono annunci, ci sono già dei piani approvati dalla Giunta, ma poi i progetti esecutivi non arrivano. Sembra che l'amministrazione attuale abbia le idee molto confuse in merito alla via San Michele. Allora, c'è anche la vignetta di Marco Inglaro sul turismo, arrivata proprio adesso, la leggiamo spiritosa. Allora, risolto il problema dei posteggi e dei gabinetti pubblici, 5 euro di ticket e posteggi, te puoi fare anche piscina dal molo. Insomma, vabbè, speriamo di no. Però, sarebbero tanti turisti dopo, la visione sulle rive non so se è piacevolissima. Non credo ecco. che sia proprio una buona cosa. Allora, invece ci scrivono ancora, dunque, Cinzia da Borgo San Sergio: buongiorno, sono Cinzia, volevo comunicare che c'è tutta una zona di verde in via Fratelli Fonda Savio, dal numero 18 in poi a Borgo San Sergio, dove i giardini di via Lucio Pisa si affacciano, che ha abbandonato letteralmente una boscaglia, non si sa se è competenza dell'Ater a pulirlo o dai condomini, del numero 18, appunto. In questi giardini arrivano bestie e bestiacce, segnala Cinzia. Grazie della segnalazione. Grazie, passeremo ai colleghi della settima circoscrizione che se la prenderanno sicuramente a cura. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno carissima Laura, buongiorno. Un saluto anche a Guido, Giorgio e Alessandro, sono Massimo, la vostra collega in decenza ospedaliera. Volevo fare un bel saluto, un abbraccio, inerente ai discorsi che stavate facendo. Ma chi è in linea con noi? Massimo. Massimo, mi pareva di riconoscere la voce. Ciao Massimo, come stai? Direttamente dalla convalescenza. Dalla convalescenza, grazie per averci telefonato Massimo. Certo, e soprattutto per toccare l'argomento, diciamo che c'è tanto da fare, ma la sanità comunque c'è bisogno anche qui, continua a funzionare. Cerchiamo di essere un po' più pazienti su tutte le cose. Quando si prova sulla propria pelle si può dire: guardate ragazzi che comunque continuiamo a funzionare, c'è da migliorare certamente, ma è una cosa che funziona. Quindi ancora un saluto a tutti, ti lascio. Un abbraccio grandissimo Massimo, davvero ti siamo vicini, ti aspettiamo qua. Ci vediamo presto. Ci vediamo presto, grazie il nostro tecnico Massimo Giraldi, quindi lo salutiamo, è in convalescenza. Mi unisco ai saluti e agli auguri di buona ripresa. Assolutamente, lo aspettiamo qui con noi prestissimo, anche perché ne abbiamo davvero bisogno, quindi mi raccomando. Allora, c'è un'altra lettera, un'altra mail che ci arriva da Renata,
che dice: posso chiedere chi risponde di errori di programmazione, di valutazione o mancanze di verifiche, vedi i millimetri mancanti alle rotaie per esempio, degli interventi comunali, qualcuno mette la firma su documenti, mappe, richieste, rapporti di verifica, cioè chi risponde, insomma, chiede Renata in sostanza. Beh, chi risponde e dopo sta un po' alla politica a decidere, perché insomma funziona che ci sono gli uffici tecnici che ovviamente sono loro a firmare assieme agli assessori competenti e sono loro ovviamente i responsabili del progetto, ma gli uffici tecnici sono ovviamente sottoposti ad un assessorato e quindi è l'assessore sia che può scegliere i membri degli uffici tecnici che ovviamente può, e anzi aggiungo deve indirizzarne l'azione. Quindi è un misto di responsabilità, poi ovviamente queste sono questioni molto tecniche, quindi bisognerebbe andare a vedere di preciso chi ha fatto quel calcolo sulle rotaie o chi ha fatto le stime per esempio sulla galleria dei foraggi, sulla scelta del materiale impermeabile, come invece vediamo che evidentemente non è stata corretta visto che ci sono già delle infiltrazioni d'acqua e là quindi bisognerebbe andare a vedere la singola scelta chi l'ha commessa, poi ci dovrebbe essere un responsabile dell'intero ufficio, parlo ad esempio l'ufficio mobilità, l'ufficio lavori pubblici, a cui ancora sopra ci sta l'assessore, quindi come in qualsiasi ufficio ci sono dei responsabili che dovrebbero ovviamente occuparsi di controllare che tutti i membri e tutti i tecnici membri dell'ufficio lavorino in maniera corretta e i risultati arrivino. Insomma, poi per l'amore di Dio nessuno vuole demonizzare l'errore, chi fa sbaglia, però qua va riscontrato, va registrato assolutamente che si stanno susseguendo un po' tanti errori di previsione e anche di attuazione, perché o qualcuno sta forse facendo un po' troppa propaganda dicendo in 100 giorni facciamo questo, in 10 mesi chiudiamo quell'altro, in 2 giorni faccio quest'altro, e in verità i tempi sono ben più che raddoppiati e quindi in verità cerca di promuovere una capacità d'azione che effettivamente non c'è, oppure ci sono effettivamente degli errori tecnici che non vanno comunque bene e che bisogna dare risposta, perché 1 va bene, 2 vanno bene, ma qua sono anni e anni di errori che stanno rallentando lo sviluppo cittadino dei suoi lavori. Galleria Foraggi ha portato dei disagi molto importanti e adesso anche il ponte davanti al canale porterà dei grossi disagi quando lo chiuderanno. Il tram, il fatto che non c'è, ha portato anche quello a grossi disagi, soprattutto a chi per esempio lo utilizzava per tornare a casa. Allora, abbiamo ancora il tempo per leggere una mail molto rapidamente, non riguarda la 4ª circoscrizione ma credo la 6ª perché parla di San Giovanni, quindi credo sia quella. Buongiorno, ho segnalato tante volte, non mi ha mai risposto nessuno, scrive Daniela, che davanti al campo di calcio di San Giovanni e quello di via Raffaello Sanzio non ci sono strisce pedonali, quel campetto è frequentato da famiglie con bambini e c'è anche non c'è un attraversamento sicuro, dice, quindi ringrazio, buona trasmissione. Grazie Daniela, giriamo anche questa segnalazione quindi ai colleghi della Sesta. Benissimo, allora siamo quasi in chiusura io di questa prima parte naturalmente, poi avremo ospite in studio l'assessore comunale alla cultura Giorgio Rossi. Io ringrazio Marco Rossetti Cosulice per essere stato con noi quest'oggi e lo invito a tornare a trovarci presto per gli aggiornamenti dalla 4ª circoscrizione. Grazie a voi, un saluto a tutti quanti e un buon weekend. Grazie a lei, buon weekend anche a lei naturalmente. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra poco. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora sono le 9.03 in questo sabato e abbiamo ospite in studio l'assessore comunale alla cultura Giorgio Rossi. Buongiorno e ben arrivato. Buongiorno a tutti, buongiorno a te Laura e buongiorno agli spettatori.
Grazie di essere qui. Allora, nella prima parte della nostra trasmissione quest'oggi abbiamo parlato tanto di turismo, anche delle difficoltà magari nella gestione, no? Perché comunque i turisti sono tanti, quindi molti triestini dicevano ma noi vogliamo vivere anche la nostra città, quindi deve esserci una giusta compresenza, no? delle varie anime. Sicuramente sono stato alcuni giorni fa invitato da il dottor Paoletti alla Confcommercio, a quello che diciamo l'incontro annuale che hanno con i loro associati, ne hanno 2000, che lavorano a Trieste in tutti i campi, dagli alberghi, ai ristoranti, ai negozi, ma alle grandi anche imprese che lavorano in porto e quant'altro. A relazionare appunto su quello che è lo stato dell'arte del turismo. Il turismo ha avuto indubbiamente da 5 anni a questa parte una grande spinta. Io divento assessore al turismo nel 5 anni fa, nel 2019-2018. Ricordiamoci che prima, un anno prima, era stata appunto data questa delega alla mia predecessora. Prima non c'era l'assessorato al turismo. E ereditiamo un flusso turistico discreto di 900.000 presenze. A questo punto ci siamo preoccupati di dare una spinta al turismo, perché c'era ancora un certo spazio, con eventi, con organizzazione di tutta una serie di mostre che abbiamo fatto e quant'altro. E questo, assieme a quello che è stato un senso di accoglienza, come ho detto tante volte, diverso dal passato, no? Perché se andiamo indietro ai 50 anni voi non eravate neanche nati, ma non è che c'era qui una grande disponibilità, no? Il flusso turistico era diverso, era un turismo commerciale, veniva dai Balcani, dalla Slovenia, dalla Croazia, ma senza togliere a quella che era la spinta commerciale di allora. Non c'era una spinta culturale, non c'era un interesse a venire in questa città per quelle che erano la sua storia, le sue bellezze anche naturali, ma soprattutto anche quello che è la disponibilità dei musei, eccetera, di presentare opere d'arte e quant'altro. E quindi abbiamo lavorato bene, abbiamo programmato e nel 2023 abbiamo ottenuto questo grande successo di 1.350.000 visite. Però io mi sono anche posto un limite, perché non è che possiamo qua arrivare a 2 milioni non c'è la ricettività, non ci sono gli alberghi ancora pronti per ricevere cosa, ma soprattutto bisogna tarare questo flusso e non superare certi limiti. Questo è stato il tema che abbiamo affrontato, perché non è un tema che deve risolvere solo l'assessore al turismo e alla cultura in questo caso, ma tutta la città. Quindi dobbiamo porsi quali sono i limiti e qual è la volontà. La mia volontà è quella di non superare evidentemente certi numeri, perché sarebbero impraticabili, e di affrontare invece alcune questioni che stanno a cuore a tutti i cittadini, prima di tutto quello dei parcheggi, perché quello dei parcheggi è un problema importante. Sì. Avrò una riunione la prossima settimana con l'ingegnere Bernetti perché voglio proporre alcune cose che riguardano sia soprattutto l'accoglienza delle scolaresche, perché di scolaresche ne abbiamo veramente tantissime. Ricordiamoci che la Risiera e la Foiba Basovizza spingono spesso i professori delle scuole italiane a portarli qui, perché? Per studiare, per coinvolgerli, far riconoscere la storia del Novecento, che è una delle storie più importanti e altrettanto tragiche di questi luoghi e che devono essere anche monito per quello che sta succedendo in giro per il mondo. Abbiamo il Museo di Enriquez, che è il Museo della Guerra per la Pace, ma abbiamo tante altre cose. Gli studenti arrivano qui e quindi devono trovare non solo un'accoglienza da parte della città in generale, no? Ma anche e soprattutto spazio per vivere tranquillamente. E quindi questo è un problema. Poi c'è il problema indubbiamente delle crociere. Le crociere impegnano le rive, le crociere sono senz'altro qualcosa di positivo per l'economia della città, soprattutto del porto, ma anche l'attività crocieristica va regolamentata rispetto a quelle che sono le esigenze della città. E poi tante altre questioni di contorno che fanno sì che noi andiamo, diciamo così, a
aggirare quella che è stata la boa di un percorso che nel 2024 è il suo picco, nel 2024 è l'anno in corso, con queste mostre che stiamo facendo, con i concetti che abbiamo nel bene e nel male portato qua a Trieste il 2 e il 9 giugno e che alla fin fine sono di indicatori su quel limite massimo che noi possiamo in qualche modo, tra virgolette, diciamo così, sopportare e supportare. E quindi siamo coscienti che non possiamo andare oltre, perché nel preciso momento in cui metti contro la città con quello che è il flusso turistico che porta economia, non hai risolto nessuna delle due, non ci può essere incompatibilità. La città deve vivere serenamente quello che è il suo percorso, soprattutto un percorso economico, di vita, di civiltà. Sappiamo che ci sono in questo momento dei problemi, ma li sentivo ieri anche nel telegiornale nazionale. Ad esempio le baby band sono ormai diffuse in tutto il nostro paese, quindi non è solo un discorso in cui oggi vediamo questi ragazzi purtroppo sbandati, perché no, anche abbandonati a se stessi, che fanno queste cose a Trieste, con tutto l'impegno che ci mette la questura, la polizia, i carabinieri, le forze dell'ordine, i nostri vigili urbani a tenere l'ordine, e restano questi problemi da affrontare. Quindi siamo coscienti che dobbiamo tenere alto il livello in maniera tale da trovare il giusto equilibrio per il turismo, perché indubbiamente il turismo è uno dei flussi economici più importanti. Noi non siamo, che se ne dica, una città industriale, siamo una città che vive anche di questo patrimonio che oggi è il turismo. Allora, ci sono varie mail che parlano proprio di turismo, ne leggo qualcuna. Allora, Sofia dice: sarebbe bello se per i turisti già da Monfalcone partisse bus navetta per Trieste. Poi invece di segno opposto Renata dice: Trieste e triestini, forse il triestino stava meglio da solo nella sua Trieste, c'erano un tempo che fu i servizi igienici pubblici, fino a poco tempo fa le panchine con schienale, fino all'altro giorno alberi nelle piazze e parcheggi. Beh, ma ci sono ancora alberi nelle piazze, insomma, marciapiedi invasi da tavolini e lavagnette sistemate in punti strategici che indicano il menù, ma ora, come vuole il sindaco, la città è piena di turisti e i commercianti sono contenti, dice Renata. Insomma, secondo lei... Allora, io mi rendo conto che, come abbiamo anche premesso, il problema deve essere regolamentato, però la città Trieste e Triestini, ma Trieste e Triestini già c'è, i triestini non hanno alzato il livello delle proteste tali da scendere in piazza contro qualche cosa. I triestini sono coscienti che questa è una fonte di economia. Torniamo 50 anni indietro e anche 30. Trieste oggi è una città di pensionati e gran parte di questi pensionati hanno lavorato nelle istituzioni, negli enti pubblici, comuni, regione, nei vari enti, nelle varie assicurazioni. Oggi questo margine di sicurezza, no, che il Paese ha dato a molti dei suoi cittadini e abitanti, perché di sicurezza si trattava, parliamoci chiaro, lavorare in un'istituzione pubblica ti dà la sicurezza delle ferie, delle malattie, di un pensionamento sicuro, del fatto che, insomma, a meno che non combini qualche grosso problema, fino all'età della pensione vivi nella certezza di un guadagno, seppur anche qualche volta modesto, sicuro. Oggi questa condizione economica non c'è più, o è molto molto ridotta. Va bene, perché si sono ridotti i numeri dei dipendenti pubblici, le stesse sicurezze che c'erano 50 anni fa. Uno andava a lavorare in banca, no? E sembrava che lavorare in banca fosse aver vinto la lotteria di Milano. Non è così, perché o ti spostano, le banche si fondono, addirittura qualcuna fallisce, no? E quindi questo è un mondo fluido, di trasformazione, per cui le nuove generazioni devono un attimino trovare altre collocazioni nel campo, in altri campi, e quindi su questo bisogna capire dove la trovano. Se andiamo a vedere e analizzare la situazione di Trieste, la trovano nella Varsila, l'hanno trovato nella Ferriera, l'hanno trovato in queste grandi aziende. Allora, qualcuna di queste grandi aziende c'è, regge, insomma, si pensi a Ili e altri, questo qui non ci sono problemi. Abbiamo le assicurazioni che sono comunque solide, però è cambiato il tempo, sono cambiate le situazioni.
Oggi dobbiamo in qualche modo pensare che non si può credere che la città Trieste e Triestini viva in maniera autonoma. Oggi hai bisogno di relazioni sia con il resto del contesto che ti circonda e che quindi sono anche un'esperienza sociale, un'esperienza di vita, viene altra gente, vede, c'è uno scambio e i triestini vanno anche loro da un'altra parte. Quindi bisogna essere così meno categorici e più concretamente flessibili rispetto anche a quello che è la necessità da parte anche di chi governa di dare lavoro e possibilità ai giovani di lavorare qui in Trieste, innanzitutto di non andare fuori, perché se uno dice ma andiamo fuori a Milano, puoi andare dove vuoi, però se vai a Roma, se vai a Milano, se vai da un'altra parte ci vogliono 2 ore per andare a lavorare, 2 ore per tornare, e spesso, no? Perché per vivi in contesto e quindi insomma, di vita che sono completamente sistemi diversi, di vita completamente diversi. Bene. Allora, benvenuto alla trasmissione, ci scrive Ignazio, all'assessore, la trasmissione preferita da tutti, grazie Ignazio. Bravi. Gli eventi e le mostre organizzati sono altamente formativi, non solo per i turisti ma anche per noi cittadini un po' addormentati sui libri, scrive. Bravo, ha ragione, perché sono ha perfettamente belle ragione, occasioni. perché oggi io mi sono reso conto dai numeri che i visitatori dei musei, i visitatori delle mostre, eccetera, sono prevalentemente e vengono da fuori e quindi sono turisti o gente che viene anche da fuori a vedere la mostra e poi torna a casa in giornata e che riguarda i triestini non tanto per le mostre ma soprattutto per le visite ai musei c'è una certa riluttanza. Perché? La riluttanza credo sia anche diciamo, giustificata, no? Perché noi abbiamo dei musei molto belli, ma alla fin fine sono diciamo così, un po' consolidati su quelli che sono aspetti organizzativi, espositivi un po' tradizionali. Oggi bisogna rinnovare queste strutture. E il nostro quindi non è solo un impegno di portare dei concerti o di portare delle mostre, no? Queste qui hanno ormai una loro autonomia. Ricordo che 5 anni fa andavo io in cerca che mostra facciamo, ci mettevamo in contatto con chi anche organizzava queste mostre a Roma, a Firenze, eccetera. Alla fin fine questo grande lavoro che abbiamo fatto anche con i nostri uffici ha portato Trieste a entrare in quello che è il circuito nazionale, un circuito nazionale che è molto selettivo, non è che si fa mostre da tutte le parti. Oggi Trieste, assieme a Roma, ad esempio a Milano, è un centro dove anche gli addetti ai lavori credono ci sia grande spazio, anche perché l'apertura dei confini porta diciamo, Trieste al centro di un universo che possiamo dire mitteleuropeo che prima non c'era, per far sì che si possano mettere in evidenza e valorizzare esposizioni eccetera che qua non c'erano mai. A questo lavoro che abbiamo fatto però c'è un altro tipo di ragionamento che bisogna riqualificare alcuni contenitori museali, per cui stiamo lavorando. Beh, innanzitutto sul Museo del Mare, perché il Museo del Mare in Porto Vecchio riunirà il vecchio Museo del Mare e il Museo di Storia Naturale, quindi diventerà un grande polo scientifico che quando sarà finito questo museo, il Magazzino 26, non so, sarà un museo da 300.000 visitatori. Intanto abbiamo messo a posto i 2 quinti del Magazzino 26 con le sale espositive, la sala Luttazzi e il Museo del Mare alla nord che precede il grande museo ed lo abbiamo completato, è al 3° piano del Magazzino 26, ma soprattutto stiamo lavorando su un nuovo progetto per riqualificare il Museo Revoltella, che è un museo assolutamente eccezionale, è il nostro fiore all'occhiello, il Museo Sartorio, sullo quale stiamo investendo dei soldi e quest'anno lo sistemeremo definitivamente perché è un gioiello. La terza cosa, stiamo lavorando sul De Enriquez, la figura del De Enriquez da cui è nato il Museo della Guerra per la Pace è una figura straordinaria che è stata sottovalutata, pochi la conoscono, quelli che vengono a Trieste non sanno chi era, in realtà non era solo diciamo, il fautore, l'inventore del battiscafo assieme a Jacques Piccard, che appunto hanno chiamato Trieste il battiscafo che poi è sceso prima nel Mediterraneo in via sperimentale e poi la fossa delle Marianne attraverso un nuovo modello anche che hanno costruito gli Stati Uniti d'America, lo SARMI,
e quindi questo significa che i musei dovranno in qualche modo essere riconvertiti. Nei musei bisogna dare così anche un'offerta multimediale, perché ci sono i ragazzi, bisogna avere un'offerta didattica, conoscitiva. Io sogno, non lo realizzerò certamente, però lascerò un progetto, una traccia, che il De Riquez diventi anche un centro culturale o un centro di conoscenza o di ricerca di tutta quella che è stata la storia del Novecento, perché inizia con la Prima Guerra Mondiale, quella che è stata una realtà molto molto complessa sotto certi punti di vista drammatica degli avvenimenti successivi, la Seconda Guerra Mondiale, l'occupazione nazista, quella poi titina, l'anglo-americana, fino a liberare Trieste, abbandonando l'Istria al suo destino, e quindi tutte storie che devono essere in qualche modo raccolte e che devono uscire da quel contesto, diciamo così, di conflitto ideologico di cui la città ancora soffre, parliamoci chiaro, l'abbiamo visto anche negli ultimi tempi. Manifestazioni e celebrazioni, certo. No? Chiaramente. Allora, dobbiamo fermarci per un po' di pubblicità, ci rivediamo subito dopo, ancora in compagnia dell'assessore Giorgio Rossi, a fra poco. Bene. Rieccoci in diretta ancora con l'assessore comunale alla cultura, al turismo Giorgio Rossi. Ancora buongiorno a tutti voi, sono le 9:23 in questo sabato e noi abbiamo anche molte mail, vado a leggerne qualcuna, c'è anche quella di Claudio Visintin che è un caro amico di Tele4. Allora, buona giornata, dice anche all'assessore. Volevo ringraziava a me in particolare per averci messo lo zampino a proposito di cultura. Dice: ho avuto l'onore di incontrare il signor Gianni, che è un altro nostro affezionato telespettatore, e la sua gentile moglie, quindi li ho fatti un po' incontrare, quindi ci fa piacere, salutiamo tutte e due le famiglie. I telespettatori di questa rubrica Benemerita Sveglia Trieste amano il signor Gianni quanto lui ama Trieste ed è la memoria storica. È sempre un piacere e fonte d'apprendimento ascoltare le sue telefonate mai banali, quindi un saluto anche al signor Gianni. Che ci racconta spesso, no? Parti della città che magari osserviamo così distrattamente, certo. Sicuramente sa tante cose. Conosce tutte le storie, proprio in particolare dei monumenti, dei palazzi. Poi ancora ci sono altre mail. Buongiorno, volevo chiedere se sarà possibile vedere in Piazza Unità l'orchestra Johann Strauss di Maastricht diretta dal maestro André Rieu, che sta ottenendo un grande successo in tutto il mondo. È prevista questa presenza? Allora, questa presenza non posso dire che è prevista adesso. Abbiamo dei contatti con l'Austria e con la Germania in cui ci hanno fatto delle proposte per portare delle orchestre dei loro luoghi, che sono certamente orchestre eccezionali. Dobbiamo però poi pensare che spesso, io dico, manca per quello che facciamo un po' di comunicazione. Faccio un esempio. L'altro ieri era presente qui per commemorare i 100 anni della nascita di Lelio Luttazzi, un grande pianista che si chiama Danilo Rea. Io sono stato al concerto con la moglie, la Rossana Luttazzi, e il maestro Centis, che in qualche modo avevano organizzato questo concerto, e il Teatro Verdi non era pieno. E questo Danilo Rea è una persona straordinaria, un pianista, un virtuoso, conosciuto a livello nazionale e internazionale, non so, il pianista di Mina, il pianista di tanti altri grandi artisti italiani, ma non solo. Quindi anche noi qui ospitiamo grandi ospiti. La società dei concerti, con cui quest'anno collaboriamo e coorganizziamo i 3 principali eventi che noi offriremo oltre a Trieste estate, che sono il Festival dell'Operetta, che partirà una delle prossime settimane, la prima operetta Acqua Cheta. Quello che sta facendo il Teatro Verdi, o che farà il Teatro Verdi, al Castello di San Giusto, con 3 cose straordinarie.
la Turandot in versione completa, con una scenografia straordinaria, perché il castello, insomma, già di per sé scenografia, il Carmina Burana e la nona sinfonia di Beethoven con l'Ivo alla gioia. E poi nel settembre e ottobre la società di concerti farà una decina di concerti con il maestro Marco Secco che li organizza, in cui, come l'altro anno, porta degli artisti internazionali di livello mondiale. Allora qui si tratta anche di seguire un attimino queste occasioni e nello stesso tempo da parte nostra forse di migliorare la comunicazione. A dire la verità, nella società dei concerti ha sempre pieno il Teatro Verdi, quindi riprendendo il discorso di prima è ovvio che fa piacere ospitare o poter ospitare degli artisti e noi siamo sempre pronti ad accogliere le loro proposte, però già di per sé adesso noi abbiamo grandissime occasioni per poter ammirare dei virtuosi che evidentemente forse in alcuni contesti non sono famosi come i musicisti moderni o quelli che fanno un po' di ultimo di turno, no? Rispetto a Max Pezzali. Max Pezzali è un artista che è 30 anni, 40 anni sulla breccia, ultimo è un personaggio straordinario però che viene a Trieste, che ha questa grande occasione. Questi sono personaggi che spesso hanno delle grandissime carriere, qualche volta un po' di meno, mentre quelli che noi ospitiamo, soprattutto al Teatro Verdi, sono dei personaggi veramente da seguire. È vero. Allora, c'è anche una manifestazione a cui l'assessore tiene molto, che è un po' un inedito forse, no? per Trieste, questo carnevale primaverile. Di che cosa si tratta? Allora, il carnevale primaverile l'altro anno mi sono reso conto che rispetto al carnevale triestino tradizionale, che già di per sé ha un grande successo, perché io sono partito dal fatto che negli ultimi carnevali triestini, spinto anche da Roberto De Gioia, che è il presidente onorario del carnevale, la città rispondeva, perché era sempre in piazza, nonostante anche i limiti di disponibilità delle compagnie triestine, che poi sono compagnie rionali, del fatto che queste compagnie triestine non hanno avuto mai negli anni l'occasione per avere diciamo così, una risposta logistica anche da parte del comune, perché non avevano spazi per allestire carri, quindi non potevano pretendere di fare carri faraonici come li fanno a Muggia quando non c'era lo spazio per fare, oltre alle disponibilità economiche, che nonostante questi limiti diciamo strutturali, il carnevale aveva una grande risposta. La città era presente, quest'anno abbiamo fatto un bel percorso molto lungo in cui c'era sempre la folla e poi si riversavano in piazza Unità tutti i bambini di Trieste. Questo mi ha fatto anche tenerezza, perché erano sul palco, ballavano, erano felici con un'offerta, parliamoci chiaro, anche modesta di contenuti, ma non offendo nessuno. Allora, l'altro anno ho pensato che ci doveva essere un'occasione per rendere, diciamo così, più internazionale l'aspetto carnevalesco, perché ricordiamoci che ci sono sia in Friuli Venezia Giulia che nei paesi vicini, eccetera, compagnie e carnevali che vengono organizzati, che addirittura, non dico Muggia, ma con un po' di meno, hanno proposte interessanti. E quindi abbiamo sperimentato questo carnevale internazionale che si chiama Re Carnival. Quest'anno ci ho messo tutto l'impegno, è un impegno però estremamente complesso, perché sia per quanto riguarda l'aspetto logistico, no? E quindi lo spostamento del carnevale sulle rive, che per me è una promenade che non c'era nessuno, chi c'ha lo spazio per partire, per fare la sfilata sulle rive, chi c'ha una bellezza naturale come questa che spazia dal Carso al mare alla piazza dell'Unità, e sia per quelli che sono stati gli aspetti organizzativi, veramente ci avevo messo di tutti, cioè, quindi sono state molto brave anche le mie collaboratrici dell'ufficio di promozione turistica che l'hanno in qualche modo organizzato. Il carnevale partirà da Campomarzio e arriverà in Piazza Unità e sfilerà.
e poi alla fine, verso le 7 del pomeriggio, ci sarà una grande festa in Piazza dell'Unità. Io invito tutti a partecipare perché è una grande occasione, ci sono 1200 figuranti che vengono da 20 città e paesi diversi, alcuni vengono anche dalla Francia, altri dalla Slovenia, dalla Croazia, per non parlare poi del Friuli e del Veneto, quindi vengono da Venezia, dal Carnevale di Venezia. Quindi 1200 figuranti, 24 carri, 20 diciamo, paesi. È un'occasione per testare il polso, perché se c'è una partecipazione lo faccio, non c'è una partecipazione, non me l'ha ordinato il medico, non lo faccio più e ci dedichiamo ad altri. Io in questi 7 anni che sono assessore alla cultura e al turismo ho cercato, va bene, di ragionare su quelle che erano le cose di maggior portata, no? Quasi tutte sono riuscite, le mostre, i concerti e tantissime altre cose, il magazzino 26. Però se le cose vado avanti, le curo, eccetera, se non vanno avanti, non vanno avanti. Non è detto che devo farle tutte, quindi è un test importante, è una fatica enorme e proprio perché è una fatica enorme non la faccio fare agli altri se questa non ha un futuro. Quindi si fa, si vede, l'organizzazione è stata complicata e vedremo, ci vediamo il 18. Quindi io vi invito a partecipare, a venire a vedere questo carnevale e a vedere se lo possiamo continuare e migliorare. Allora, dobbiamo fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria, l'ultima per questa mattinata, poi parleremo ancora di turismo, ci chiedono i nostri telespettatori alcune, o comunque presentano anche alcuni suggerimenti, quindi poi continuiamo a parlarne con l'assessore, a fra pochissimo. Rieccoci in diretta 9:38 in questo sabato mattina, ancora in compagnia dell'assessore Giorgio Rossi. Allora c'è subito una mail da parte del signor Ignazio che scriveva, no scusate, questa era un'altra mail, si chiama in realtà Alessandro, il telespettatore che fa una domanda sul turismo, anzi una serie di considerazioni. Allora vediamo se riesco a ritrovarlo. Dunque Roberto, no, questa è un'altra, ho perso la mail, comunque eccola qui, Alessandro. Buongiorno, sono Alessandro, permettetemi una considerazione in merito al turismo a Trieste, scrive: la nostra meravigliosa città e il suo Interland potrebbero essere visitati dai turisti che arrivano in città in maniera molto più comoda. Sappiamo che le strade non sono molto grandi, perciò perché non dare la possibilità magari anche a qualche giovane di avviare un'attività di trasporto per turisti su mezzi però più piccoli dei soliti enormi bus che portano non pochi disagi. E volevo fare un'altra considerazione in merito, dice: ormai camminare per le vie centrali è diventato impossibile perché le vie sono piene di tavoli, dei bar e ristoranti, capisco che debbano lavorare ma si sta esagerando, ritengo bisognerebbe ridimensionare questo aspetto. E poi insomma dice, chiede di eliminare l'inquinamento invece di aumentare le tasse, insomma un po' in generale, però sulla questione proprio dei lui espone due problemi che in realtà ci sono. Sul discorso però, caro Alessandro, dei collegamenti con la città, che potrebbero certamente essere visti alla luce di quello che è un punto di arrivo strategico per poi selezionare i collegamenti, non so, dall'altipiano eccetera, a parte il discorso della cabinovia che è molto complesso, adesso vediamo come va avanti. Resta inteso che esiste il trasporto pubblico locale, esistono le compagnie di taxi, esistono varie alternative, quelli che poi lavorano per le navi, no? Quindi non è che tu puoi metterti con il tuo piccolo bus o con pulmino a portare giù i turisti.
tutto è regolamentato, perché non è che noi possiamo in maniera autonoma fare trasporti privati, quindi va capito se ci sono questi tipi di possibilità. Non sempre sono però possibili. Dico solo che il trasporto proprio locale fa capo anche a un'organizzazione regionale che poi alla fine pone dei limiti di chilometraggio, eccetera. È tutto molto regolamentato e complesso, e quindi non è un aspetto automatico. Il secondo discorso dei Deor, posso essere d'accordo con te, in parte perché evidentemente non tutti occupano tutti gli spazi, no? Prevalentemente lo vediamo in centro, dalla zona che va da via Cavana, diciamo, non so, a via Cassa di Risparmio, altre cose, perché in realtà è lì che c'è questo intasamento. D'altro canto l'intasamento è anche un intasamento turistico che indubbiamente è aumentato. Sono spazi preziosi, i commercianti comunque hanno, diciamo così, un peso importante nell'economia e quindi hanno le loro richieste, le loro esigenze, magari in quelli che sono aspetti diciamo così più pratici bisognerà affrontare appunto alcune realtà, perché ci sono, hai ragione tu Alessandro, delle zone in cui veramente non si passa, e quindi c'è anche un disagio da parte dei triestini che dicono ma io non riesco neanche ad andare a fare la spesa, non riesco neanche a passare. Allora, c'è Sofia invece passeggiando verso Piazza Unità d'Italia, anch'io come l'assessore mi sono emozionata a guardare quanto quasi ordinatamente, presi dalla felicità classica dei giovani studenti, erano in visita a Trieste, il nostro futuro che passava proprio davanti ai miei occhi. Insomma, una bella immagine, è piaciuta molto alla nostra telespettatrice. È piaciuta tantissimo, sapete perché? Perché questi ragazzi che arrivano a Trieste, che sono generalmente delle scuole superiori, non so, terza, quarta, quinta, licei, studi scientifici, vengono qui con i loro professori. Noi guardavo anche proprio ieri come li accompagnavano e come erano molto attenti anche a tenere questo gruppo unito. Pensate che razza di responsabilità hanno questi che accompagnano in giro rispetto ai genitori che stanno a casa, che comunque sono un po' ansiosi con tutto quello che capita adesso, va bene? E li portano in questa città. Io ho visto sempre gruppi disciplinati, e questo è la risposta purtroppo a quello che anche succede di questi ragazzi sfortunati e sbandati che invece vediamo in altri contesti, e quindi io sono orgoglioso che vengano qui, perché evidentemente questo è un passaparola, no? Vai a Trieste dove ti accolgono bene, dove la città è sicura e dove soprattutto puoi vedere determinate cose. Cosa vengono a vedere? Beh, certamente la città nel suo insieme, i suoi panorami, eccetera, però fanno visita a due, diciamo così, monumenti nazionali, perché sono tutti due monumenti nazionali, che sono la Risiera e le Foibe. E quindi con i loro professori vengono a provare un'emozione e un'esperienza che non è quella di andare al Colosseo o di andare a vedere il teatro romano, ma è quella di riflettere su quelli che sono gli eventi che sono accaduti in quei posti. E io quando accolgo questi ragazzi, che qualche volta li ho accolti, c'era ad esempio una rappresentanza istituzionale del Comune di Roma con delle scuole, ho sempre detto che tu non entri non so, in Risiera e esci così come sei entrato, no? Certo. Tu entri come se fosse in un tempio, che sia un tempio cristiano, che sia un tempio pagano, ma sempre un tempio era, cioè un luogo dove c'è da riflettere, c'è da meditare su quello che è la nostra realtà umana e su quello che è il nostro destino, perché non accadono, le situazioni sono accadute in quei tempi, che sembrerebbero, no, impensabili nell'accadere, ma che oggi si riflettono nelle guerre che noi vediamo in giro per il mondo. Due che sono vicine a noi, a un paio di migliaia di chilometri, tantissime altre che sono sconosciute. Pensiamo a quello che succede in Africa, pensiamo a quello che succede con le guerre della droga in Colombia, in Brasile, pensiamo a quello che succede in alcuni paesi dell'Oriente, l'ISIS. Cioè, quindi oggi questi ragazzi vengono qui e credo che la risposta che diamo loro attraverso i luoghi
della testimonianza e della memoria sono qualcosa che resterà nella loro vita come un ricordo che non è quello di un bel paesaggio, di un bel tramonto, ma un ricordo morale. E quindi è importante che questo avvenga e soprattutto bravi chi li accompagna, chi li organizza, sono veramente i nostri testimoni di quello che è un paese che comunque si autogestisce e spesso, ragazzi, questo è il punto, ci autogestiamo. Ci scrivono Riccardo e Maria sullo stesso argomento, erano entrambi a vedere il bellissimo concerto per Luttazzi. Dice Riccardo: sono rimasto deluso dal fatto che non c'era tantissima gente, penso che se il prezzo del biglietto fosse stato più basso, un po' più basso, ci sarebbe stato più afflusso, ha detto Riccardo. È lo stesso commento che fa anche Maria. Vabbè, allora intanto sono contento che qualcuno ha potuto vedere Danilo Orea al vivo, no? E quindi mi confermano questi signori quello che ho detto prima. E sul discorso del biglietto, allora segnalerò sta cosa, perché è meglio avere più gente, magari avere un biglietto ridotto piuttosto che far pesare. Quindi se loro dicono che il biglietto è ridotto, poi io mi informerò, perché non avevo idea precisa del costo del biglietto, e lo dirò al Teatro Verdi e agli organizzatori, perché quello del biglietto è un argomento molto importante che tirano fuori. Sapete perché? Perché oggi, e parlo anche di biglietti ad esempio per andare a visitare delle mostre eccetera, sono un peso. Una famiglia di 4 persone, no, deve pagare, non so, 60, 70, 80 euro, no, per andare a visitare Van Gogh eccetera, e qualche volta anche ci pensa, perché con la stessa cifra mi vado a mangiare una pizza, mi vado a mangiare l'hamburger, vado a farmi qualcosa. Quindi indubbiamente a me piacerebbe che tutto diventasse, diciamo, più abbordabile, no? Non ci siamo ancora arrivati. Il lavoro che ho fatto sui musei è un altro discorso, perché lo faccio in autonomia e abbiamo la possibilità, diciamo, di noi di stabilire il prezzo del biglietto. E visitare i nostri musei costano veramente poco, alcuni sono gratuiti, perché io ritengo che è inutile andare a sbigliettare poche decine di migliaia di euro all'anno quando alla fin fine impedisci di avere un po' dei numeri e di far conoscere il tuo patrimonio. Quindi porteremo avanti questa battaglia, almeno fino a quando ci sono io. Il problema degli ingressi è un problema serio, ecco, perché con i costi che noi abbiamo, che vai a prendere la frutta e la verdura, il latte, il pane, e ogni giorno vedi un aumento, saranno aumenti più o meno anche giustificati, perché evidentemente chi produce sta cosa a sua volta ha un riflesso su quello che sono l'acquisto del materiale primo e via discorrendo. Allora, ci scrive Domenico dicendo: le fontane a Roma sono bellissime, perché a Trieste tante sono chiuse. Ci manda anche una bellissima fontana romana, insomma, per fare l'esempio. Condivido, no? Le fontane sono fatte per avere acqua, l'acqua è fatta per essere presente e per correre, quindi porteremo all'attenzione di chi si occupa delle fontane, che penso sia il mio collega Babuder, che a sua volta però fa riferimento, se ho ben capito, sempre alla Cegas, che è quella che da una vita curava le fontane, anche quando io ero assessore ai lavori pubblici, di farlo, perché è vero che abbiamo la bora, che abbiamo spazzatura che vola durante la bora, però nei giorni di bora o di forte bora è comprensibile che uno dica le chiudo, ma non è a mio parere comprensibile, quindi condivido che non ci sia la gioia di vedere l'acqua, eccetera. Soprattutto, parliamoci d'estate, quando uno magari può andare lì o con i bambini un po' a sguazzare, non dico dentro la fontana, ma almeno da fuori. Almeno da fuori. Allora, abbiamo visto nel telegiornale di ieri, e ne parlavamo prima fuori onda con l'assessore, il bel servizio di Marco Stabile. Non so se possiamo farlo rivedere così in chiusura, sono gli ultimi minuti della nostra trasmissione, per commentarlo un po', perché è stata scoperta, insomma, sono stati scoperti questi scheletri, no, umani a San Giusto. Allora, vediamo se riusciamo a farvi rivedere, eccolo qui, il servizio, poi lo commentiamo insieme.
Scheletri ritrovati all'ombra del Melon. No, non è una battuta, ma quello che effettivamente è stato ritrovato dalla ditta Archeotest dell'archeologo Riavez, che è qui con noi, nel corso di una serie di scavi preventivi realizzati sul sedime di San Giusto in vista del futuro realizzo da parte del Comune di Trieste della nuova pavimentazione della piazza. Scavi realizzati ovviamente in collaborazione con Sovrintendenza e Comune di Trieste. 4 scheletri, uno completo? Sì, tutti gli scheletri sono sconvolti da interventi recenti che si collocano più o meno tra il 1600 e il 1700 e che hanno determinato uno sconvolgimento della superficie della piazza. Gli scheletri quindi sono danneggiati, uno è parzialmente integro, mancano le gambe purtroppo, e altri scheletri sono conservati solo parzialmente. Si collocano tendenzialmente, adesso dobbiamo ancora lavorare un po' sul quadro delle datazioni, però possono collocarsi in un periodo che va tra l'epoca tardo-antica e l'alto medioevo e sono impostati al di sopra di una superficie di marna ributtata che conserva delle tracce di tagli che molto probabilmente sono interventi di spoglio di strutture monumentali di epoca romana che pure in questa zona dovevano esserci. L'esistenza di necropoli tardo-antiche, alto-medievali in questa zona non era sinora documentata. Effettivamente anche in altri scavi che abbiamo fatto attorno zone cimiteriali non le abbiamo sinora individuate, quindi è un dato nuovo e interessante. Quindi anche una scoperta importante. Sì. E ora dobbiamo andare avanti con l'indagine e finire lo scavo degli inumati sostanzialmente, che verranno trattati da un'antropologa che collabora con noi, e questo per ottenere il maggior numero possibile di informazioni circa l'età, il sesso, eventuali patologie e via dicendo. E proseguiremo poi con lo scavo in profondità, quindi al di sotto di questi livelli di marna riportata, che comunque è materiale antropizzato, nel senso che al suo interno ci sono frammenti di laterizio, frammentini di ceramica, perché un obiettivo interessante sarà anche quello di verificare l'eventuale presenza di elementi riferibili all'insediamento preromano, quindi al castelliere protostorico, che abbiamo individuato in scavi precedenti a poca distanza, quindi nell'area antistante il ricreatorio Totti. Davvero interessante, no? questa scoperta. Ieri mattina mi chiama Marco e mi dice: Assessore, hai visto che hanno trovato dei cadaveri, non ho detto delle ossa, dei cadaveri vicino al Pilo del Melone, ne sai qualcosa? Io dico: guarda, non so, avevano scavato di fronte al ricreatorio, ma sono scavi della soprintendenza, io ti metto in contatto con la dottoressa Vidulli Torlo, che è la nostra direttrice del Museo Winkelmann, che ha attaccato, e lei ti darà qualche notizia in merito. Io ho chiamato la Vidulli e l'ho avvisato di questa necessità, e alla fin fine lei mi ha un po' spiegato che tutto attorno al Winkelmann, alla chiesa, era un cimitero, poi non so di che epoca. Ho richiamato Marco e gli ho riferito, ho dato il numero di telefono. Poi alla sera vedo Tele4 e vedo che ha fatto questo bellissimo cosa. Quindi noi abbiamo in casa un Indiana Jones che va alla ricerca dell'arca perduta e che è molto tosto poi anche in tutte le sue manifestazioni, e ha stanato finalmente chi è riuscito a fare questa scoperta. Questa scoperta, insomma, mi piacerà questa definizione. È un scopritore di cadaveri, ma insomma alla fin fine è un bravissimo vostro giornalista. Grazie. Allora abbiamo una telefonata in arrivo, sentiamola. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Sono in linea? Sì. Perché non sento per televisione parlare. Dica pure. La sentiamo malissimo, ma cioè non è buona la qualità. Pronto? Sì, la sentiamo però. Volete sapere? Sì. Dell'acquario
quanto per convincere l'acquario? L'acquario, benissimo, domanda secca. L'acquario. Perfetto, grazie della domanda. Allora, l'acquario ha un po' di problemi, Domanda secca, risposta secca. Secca. Non sono in grado di dare una data di apertura dell'acquario. Voi direte perché? Perché no? Io faccio un altro mestiere rispetto a ristrutturare l'acquario e quindi sarà qualcuno che poi o prima o dopo me lo dice. Poi qui mi fermo perché è inutile che faccio promesse sulle quali non posso evidentemente avere nessun tipo di capacità di intervento. Allora, ci scrivono anche i nostri telespettatori: con questi scheletri ritrovati, scrive Roberto, paura che quel buco resterà lì per moltissimo tempo, succede sempre così quando vengono coinvolti archeologi e studiosi, però c'è anche l'importanza, non possiamo mettere delle... sul piatto della bilancia 2 o 3 posti macchina che indubbiamente si vanno a perdere, va bene, e con quello che è una scoperta di questo tipo, lasciamoli lavorare insomma... Dappertutto trovano qualcosa e cosa fanno? L'importante è che si prendono delle decisioni, perché come hanno fatto di fronte al Toti, non è che poi hanno lasciato scoperte le rovine, hanno fatto i rilievi, no? E poi hanno ricoperto la costa. È chiaro, però queste cose vanno studiate naturalmente. Ma certamente. Sono sempre Alessandro, volevo fare una precisazione in merito alla mail che ho mandato prima. Il mio pensiero è di organizzare trasporti più piccoli, oltre che dare la possibilità ai giovani di aprire attività, è anche una questione di inquinamento, diceva. Sicuramente il nostro servizio pubblico di autobus è uno fra i migliori d'Italia, ma non adatto ai turisti. Il mio pensiero è rivolto ai giovani imprenditori che magari aiutati dalla regione potrebbero puntare sull'idrogeno, mio modesto parere, però sull'inquinamento non si fa niente insomma di veramente efficace, dice il signor Alessandro. Alessandro, queste sono materie che non riescono a risolvere all'ONU e non riusciamo a risolvere neanche a Trieste, probabilmente. Hai perfettamente ragione sul discorso di inquinamento, ma il problema dell'inquinamento è talmente vasto, perché ci sono macchine di 30 anni fa che inquinano, fabbriche che inquinano. L'inquinamento è qualcosa che non è strettamente legato è risolto soprattutto anche con queste proposte, però tutto alimenta, tutto aiuta. Io credo che il problema non sia l'inquinamento, ma sia la difficoltà a organizzare servizi di questo genere, che sono servizi privati nel contesto di quello con un ordine pubblico ben definito, ben circoscritto. Quindi è un po' difficile da questo punto di vista, però mai dire mai, no? Magari si può trovare il modo, dice il nostro telespettatore. Allora, grazie all'assessore Giorgio Rossi. Grazie a voi tutti, è stato un piacere stare sempre con voi e via. Grazie, allora torni presto a trovarci, una promessa, vero? Sono qui, qualche sabato, io sabato sono notoriamente un po' più libero, per cui vengo volentieri. Grazie tante, buon sabato, allora buon weekend e grazie a tutti voi che ci avete seguito, buon proseguimento di giornata a tutti.